Buongiorno, ben ritrovati la nostra prima edizione, anche oggi 5 gennaio, la vigilia dell'Epifania, il giorno e poi sarà la sera, la notte dei Panevin, sarà uno dei temi che affronteremo oggi nella nostra prima edizione, come sempre fino alle 14:30 con voi per raccontarvi il nostro territorio, il Veneto e il nord-est, un Panevin che fa discutere. Fra mezz'oretta circa ci collegheremo ad Arcade, dove si sta preparando il più noto dei Panevin del Veneto e della Marca, ovviamente allestito, nonostante invece in altre situazioni, in altri comuni della Marca si sia preferito per l'allerta smog rinunciare. Emblematico, l'abbiamo raccontato ieri, il caso di Treviso. Ovviamente non saranno solo i Panevin il tema di oggi, c'è molta cronaca, torneremo a parlare della psicosi furti un po' in tutto il Veneto e non soltanto nella Marca, anche nel veneziano e nel padovano. Parleremo di politica per rimettere l'accento sull'autonomia, ma anche sui congressi provinciali della Lega che ancora devono essere svolti, tra questi quello di Treviso, dopo Padova e Verona si attendono ovviamente gli altri. Parleremo anche di elezioni amministrative, di economia, la manovra ancora in primo piano, il caso Zaia Crisanti, insomma tanti temi. Innanzitutto un aggiornamento di cronaca proprio da nord-est, mentre a livello nazionale l'associazione ASAPS, Associazione Sostenitori della Polizia Stradale, che rileva come sempre numerose statistiche sugli incidenti, parla di un bilancio del 2022 tragico anche per i pedoni investiti, con 307 vittime in tutta Italia. Erano stati 271 nel 2021, quindi c'è stato un incremento a livello nazionale. Rileviamo invece un altro tipo di incidente mortale, purtroppo ce ne sono tanti anche di questo tipo, lo vediamo dal Gazzettino, dal sito del Gazzettino, con un militare americano che ha perso il controllo della moto ed è morto. Aveva 34 anni, la tragedia è avvenuta a Roveredo in Piano, è un 34enne militare americano della base USAF di Aviano, trovato questa mattina, racconta il Gazzettino, privo di sensi da un passante che ha notato il corpo dell'uomo a bordo della strada vicino alla sua moto, una BMW. È successo prima delle 7 a Roveredo in Piano, in via Risorgimento, all'altezza della rotonda. Il passante ha chiamato immediatamente il numero unico di emergenza della regione, ma purtroppo il 34enne è morto in ospedale, quindi un'altra vittima della strada, questa volta a nord-est, diciamo, non in Veneto. Ancora una volta un centauro che perde la vita, in questo caso un 34enne militare americano della base USAF. E poi c'è un altro evento proprio di queste ore che riguarda anche Venezia, che riguarda anche il Veneto, perché la Chiesa Veneta è di fatto fisicamente, non solo spiritualmente, presente a Roma, è stata presente a Roma questa mattina. Parliamo dei funerali del Papa Emerito Benedetto XVI, Josef Ratzinger, in piazza San Pietro a Roma, una cerimonia officiata ovviamente da Papa Francesco, ma presenti anche il Patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, il Vescovo di Padova, Claudio Cipolla, e Venezia ha voluto anche salutare Benedetto XVI con le bandiere a mezz'asta nelle facciate dei palazzi istituzionali di Venezia e Mestre, quindi la città che peraltro era stata fatto dono, oggetto della storica visita nel 2011 di Papa Ratzinger, lo ricorderete, l'abbiamo ricordato in questi giorni, prima in piazza San Marco, arrivato in gondola, e poi a San Giuliano nella messa con oltre 200.000 fedeli. Insomma, Venezia ha voluto omaggiare anche con i palazzi istituzionali e le bandiere a mezz'asta. Dicevamo, tantissimi, migliaia di fedeli in piazza San Pietro, una cerimonia all'aperto, tante emozioni e anche le parole di Papa Francesco. Allora vediamo una breve sintesi, un breve estratto proprio della cerimonia di questa mattina in piazza San Pietro.
Anche noi, saldamente legati alle ultime parole del Signore e alla testimonianza che marcò la sua vita, vogliamo, come comunità ecclesiale, seguire le sue orme e affidare il nostro fratello alle mani del Padre. Che queste mani di misericordia trovino la sua lampada accesa con l'olio del Vangelo che egli ha sparso e testimoniato durante la sua vita. San Gregorio Magno, al termine della regola pastorale, invitava e esortava un amico a offrirgli questa compagnia spirituale. E dice così: in mezzo alle tempeste della mia vita mi conforta la fiducia che tu metterai a galla sulla tavola delle tue preghiere e che, se il peso delle mie colpe mi abbatte e mi umilia, tu mi presterai l'aiuto dei tuoi meriti per sollevarmi. È la consapevolezza del pastore che non può portare da solo quello che in realtà mai potrebbe sostenere da solo e perciò sa abbandonarsi alla preghiera e alla cura del popolo che gli è stato affidato. È il popolo fedele di Dio che, riunito, accompagna e affida la vita di chi è stato suo pastore. Come le donne del Vangelo al sepolcro, siamo qui con il profumo della gratitudine e l'unguento della speranza, per dimostrargli ancora una volta l'amore che non si perde. E vogliamo farlo con la stessa unzione, sapienza e delicatezza e dedizione che egli ha saputo elargire nel corso degli anni. Vogliamo dire insieme: Padre, nelle tue mani consegniamo il tuo Spirito. Benedetto, fedele amico dello sposo, che la tua gioia sia perfetta nell'udire definitivamente e per sempre la sua voce. La suggestione di Piazza San Pietro gremita le parole di Papa Francesco. Dicevamo anche la Chiesa veneta a Roma in questa mattinata di addio e di ricordo di Papa Ratzinger con il Vescovo Claudio Cipolla. Ieri invece la messa di suffragio è stata celebrata nella Basilica di Sant'Antonio e il rettore padre Antonio Ramina ai nostri microfoni ha ricordato così il pontificato di Benedetto XVI. Il pontificato di Benedetto XVI è ancora molto vicino a noi e credo che una delle ragioni di valore del suo magistero e anche della sua testimonianza sia proprio questo continuo richiamo a trovare ragioni di incontro. Ecco, Benedetto ha testimoniato in prima persona e anche favorito con la sua riflessione teologica il senso di responsabilità con cui dobbiamo vivere la fede, quindi non solo delle informazioni, la fede, ma un richiamo a lasciare plasmare la propria stessa vita nel nome di Gesù, appunto, e quindi attorno a quei valori che ci vedono fratelli e sorelle, prima ancora che antagonisti. Queste le parole di padre Ramina. Adesso lasciamo i funerali, l'addio a Benedetto XVI, torniamo alla cronaca. 8 medici dell'ospedale di San Donà di Piave indagati dalla Procura di Venezia per la morte del quindicenne giovane talento del rugby. Lo ricorderete che è morto il 22 dicembre.
Giorgio Conte, studente quindicenne di San Donà di Piave, promessa del rugby, è morto per una trombosi cerebrale il 22 dicembre all'ospedale di Padova. Vi era giunto in condizioni disperate dopo che insieme ai genitori era andato al pronto soccorso della sua città, visitato e rimandato a casa. 8 medici del pronto soccorso, della radiologia e della pediatria dell'ospedale di San Donà, tra questi anche 2 primari, sono indagati per omicidio colposo. Giorgio il 15 dicembre era entrato al pronto soccorso sandonatese per un forte e persistente mal di testa. Dopo la visita era stato rimandato a casa. Il giorno dopo, seconda corsa al pronto soccorso per i dolori che non lo lasciavano, venne disposta una TAC e il trasferimento all'ospedale di Padova. Qui, dopo un estremo intervento chirurgico, la morte di Giorgio il 22 dicembre. L'inchiesta è partita su segnalazione dell'azienda sanitaria padovana. L'iscrizione nel registro degli indagati degli 8 medici è un atto dovuto da parte della procura anche per permettere la nomina dei loro difensori. Il pubblico ministero ha nominato i consulenti della procura, altrettanto ha fatto la famiglia del giovanissimo. L'obiettivo è capire se il loro Giorgio poteva essere salvato. Ancora a San Donà di Piave, la paura nella notte per un incendio, in fiamme 3 veicoli, 2 auto e un furgone, indagini ovviamente sulle cause. Le fiamme sono divampate nella notte in via Giovanni Pascoli, a San Donà. L'incendio, scoppiato poco prima dell'1, sembra partito da un'auto per poi estendersi ad altri 2 veicoli. Immediatamente è stato dato l'allarme. Il calore del fuoco hanno provocato un'esplosione in pezzi. È andata alla vetrina di un negozio e danneggiato la pensilina all'ingresso di un condominio. Sul posto sono arrivati in pochi minuti i vigili del fuoco di San Donà di Piave con un'autopompa e un'autobotte. 7 i vigili del fuoco che hanno lavorato per ore per avere ragione delle fiamme. Nessuna persona è rimasta ferita. Danni ingenti alle 2 auto, al furgone e al negozio. Le cause dell'incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco e dei carabinieri che hanno messo i veicoli sotto sequestro. Da San Donà di Piave a Padova, un'operazione della Guardia di Finanza, un maxi sequestro. Le fiamme gialle dal controllo di un furgone sono risaliti a un venditore di armi illegali. 10.000 pugnali, 50 katane, 3 taser, 600 tirapugni, 200 manganelli telescopici, tutti pronti per essere venduti in modo illegale. Sono le armi sequestrate grazie a un'operazione dei Baschi Verdi del gruppo della Guardia di Finanza di Padova. Tutto è nato dalla perquisizione di un veicolo commerciale parcheggiato nella zona industriale della città, dove una donna era intenta a sistemare alcune confezioni. Il veicolo si è rivelato un vero e proprio negozio ambulante di armi e strumenti atti ad offendere che necessitano di autorizzazione del questore per la vendita. Da qui le fiamme gialle sono risalite a una ditta individuale nelle vicinanze dove le armi venivano detenute in modo illegale all'interno di confezioni con immagini di paramilitari in azione. Del materiale presente non vi era alcuna documentazione contabile e fiscale, per questo il titolare della ditta è stato denunciato per detenzione e vendita non autorizzata di armi e ricettazione. Ancora la cronaca, ancora Padova, l'abbiamo raccontato ieri nel nostro telegiornale del Veneto, la tragedia sfiorata con l'albero caduto improvvisamente ieri mattina su 4 auto, un ferito, le auto distrutte, ovviamente il traffico in tilt. Ebbene, è emerso che l'albero crollato ieri in via Ariosto doveva essere abbattuto, ma mancavano gli ultimi permessi. Una tragedia sfiorata, quella che poteva capitare ieri mattina in via Ariosto. L'albero che è caduto schiacciando 3 auto parcheggiate lungo la strada e colpendo un'altra vettura di passaggio, ferendo una persona, da tempo doveva essere abbattuto. L'amministratore del condominio nella cui area verde era piantato il grosso olmo crollato stava attendendo gli ultimi permessi necessari per dar via all'abbattimento. Ieri mattina però l'albero, che ha più di 40 anni, si è schiantato al suolo. Era molto vecchio, forse il tronco era a cavo all'interno e ha ceduto, centrando in pieno le auto parcheggiate che sono state completamente distrutte. Se ci fosse stato qualcuno all'interno non avrebbe avuto scampo. Una quarta vettura è rimasta coinvolta, una Mini Cooper che stava transitando al momento del crollo. Il conducente è rimasto leggermente ferito, il vetro del cruscotto è andato in frantumi. Lo schianto è avvenuto intorno alle 11 di ieri mattina e via Ariosto, vicino all'incrocio della Stanga, a quell'ora è sempre molto trafficata. L'assessore al verde di Padova, Antonio Bressa,
rivolge un nuovo appello ai residenti che hanno grosse piante in giardini che affacciano lungo strade trafficate. Dobbiamo parlare con molta chiarezza rispetto a un tema che riguarda l'incolumità delle persone, perché anche oggi ci sono state delle persone coinvolte dalla caduta di un albero. Soprattutto le proprietà private che hanno degli alberi che si affacciano verso la pubblica via, è importante che queste proprietà si occupino di controllare lo stato di salute degli alberi, che purtroppo non sono immortali, quindi possono avere nel corso del tempo delle problematiche, così come fa il Comune di Padova. Noi vogliamo aumentare il numero di alberi in città, è quello che stiamo facendo nel corso di questi anni, ma al tempo stesso abbiamo una gestione delle alberature attenta proprio per evitare che possa succedere qualcosa alle cose, ma soprattutto alle persone. Il Comune si dice pronto in futuro a mettere a disposizione dei privati una particolare autoscanner in grado di mappare e definire lo stato di salute di tutto il patrimonio arboreo della città, sia quello pubblico che quello privato che affaccia sulla strada. E poi il tema dei furti che imperversano un po' in tutto il Veneto, la psicosi, il timore, gli allarmi, fa discutere da giorni nella Marca trevigiana l'iniziativa di un imprenditore di Fara di Soligo derubato una ricompensa a chi fornirà informazioni per recuperare quanto gli hanno rubato, i preziosi che gli hanno rubato, una ricompensa da 30 a 40 mila euro. L'imprenditore, nonostante le polemiche, dice: io vado avanti, l'ho detto al microfono di Nicola Marcato. Sentiamo. Da parte sua nessun passo indietro riguardo a questa ricompensa pseudo taglia, non è pentito di averla fatto? Taglia è una brutta parola perché è sulla persona, quindi insomma non la mettiamo, però ricompensa assolutamente sì. Io spero che qualcosa salti fuori perché per me è importante riavere quegli oggetti. Francesco Rigamonti non torna indietro. L'imprenditore a cui è stata fatta esplodere la cassaforte nella sua villa a Pieve di Soligo è determinato nel perseguire la sua iniziativa, dare una ricompensa per chi avesse qualsiasi informazione da fornire a lui o alle forze dell'ordine per riuscire a recuperare i gioielli di famiglia. Sì. Perché l'ha fatto? Ma allora con mia moglie ci siamo confrontati, sono effettivamente ricordi di una famiglia, di una vita, ci siamo legatissimi e siamo molto dispiaciuti, ovviamente ci siamo portati via. Pensiamo che al valore al quale possono rivendere questi personaggi gli daranno 4-5 mila euro per il valore dell'oro. Noi ci siamo confrontati, mettiamo mano ai nostri risparmi e noi fino a 30-40 mila euro a chi ci riporta i gioielli siamo disposti a ricomprarceli. Nel frattempo la paura non cessa a Fara di Soligo, nella morsa dei malviventi, con bande di professionisti in grado di svaligiare 4 case in meno di 2 ore, come la notte di San Silvestro. Loro sono entrati da qui dopo aver ripulito di fatto altre 3 case che sono qua sopra, quindi sono scesi per i vigneti, che vuol dire che secondo me conoscevano bene il territorio, e ci sono portati una scala e sono entrati alla vetrata di un piano superiore tirandola giù penso con una mazzetta e facendo un buco. Riguardo alle polemiche innescate con la sua idea, l'imprenditore è caustico. Io capisco che questa scelta non possa essere appoggiata dalle istituzioni, però le istituzioni devono capire che finché non si ha la certezza che li prendano, anzi l'impressione è che questi la facciano sempre franca. Addirittura abbiamo scoperto in questi giorni che di questi episodi nei giorni precedenti ce ne sono stati tantissimi qua in zona e le istituzioni non ci hanno mai avvisato. Allora, se almeno ci allarmassero, visto che non sono capaci di fermarli, uno potrebbe attuare delle politiche difensive. Nel mio caso, molto banalmente, o non andavo via o mi portavo via la roba o la mettevo in una cassetta di sicurezza in banca, ma se continuo a minimizzare non c'è neanche allerta nella popolazione. Una popolazione allertata è di per sé una popolazione più attenta e penso possa essere un'ottima barriera al dilagare di questi fenomeni criminali. Intanto a Mogliano continua ad esserci indignazione per la statua del Bambino Gesù sparita nuovamente dal presepe in piazza. Ogni anno portano via Gesù Bambino, non si sa chi sia, comunque così è, purtroppo. Sempre, da qualche anno, no, ma ci saranno quelli della parrocchia, non lo so io, che stanno controllando, insomma. Ma che effetto vi fa? È triste, questa cosa è molto triste,
perché a questo punto, guarda, proprio non si può più fare niente anche qua in piazzetta. Certamente ti fa riflettere su tanti aspetti, insomma, su tante persone che girano intorno, però io rispetto gli altri come gli altri dovrebbero rispettare me che voglio avere il Gesù Bambino. Sono amareggiati gli abitanti del quartiere Centro-Sud che per l'ennesima volta hanno visto sparire il simbolo del Natale dal presepe che ogni anno viene allestito in piazzetta Berto a Mogliano Veneto, e negli anni scorsi episodi simili avevano già turbato la tranquillità della zona residenziale. Ci sono stati già degli episodi spiacevoli, non riguardanti ovviamente solo il presepe, che è un'installazione temporanea, però 2 o 3 anni fa il Gesù Bambino è stato impiccato, è intervenuto appunto qualcuno del comune per risolvere la situazione. Il problema di questa piazzetta è che è un cul-de-sac chiusa, quindi non c'è transito di persone e durante la notte la gente giustamente dorme. Questo è un gesto che può far sorridere, però quando si tocca un simbolo religioso così sotto data dell'Epifania, insomma, fa un po' riflettere. Le telecamere ci sono e farebbero da deterrente, visti anche i molti episodi di vandalismo e scasso delle ormai famose casette dell'acqua, più volte distrutte per pochi spiccioli nella stessa piazzetta. Si pensa comunque alla solita bravata e il pensiero va subito alla imminente festa della Befana. Noi speriamo vivamente che chi ha preso Gesù Bambino anche quest'anno lo riporti, e speriamo che lo spirito natalizio del Gesù Bambino che si è portato a casa gli faccia avere un cuore più buono per il 2023. Io spero sia una goliardata, anzi chiedo a chi ha preso Gesù Bambino, visto che comunque non credo che se ne faccia molto, che ce lo riporti per il venerdì che abbiamo la festa della Befana, così i bambini, quando daremo la calzetta, vedranno Gesù Bambino al suo posto. La piaga dei furti, lo dicevamo, è trasversale un po' in tutte le province, non manca ovviamente quella di Padova, e proprio a Padova, o meglio a Noventa Padovana, c'è l'iniziativa del sindaco per sostenere i cittadini derubati proprio dai ladri. Ce la racconta in diretta, la vedo, la nostra Chiara Gaiani. Buongiorno Chiara. Buongiorno, ci troviamo a Noventa Padovana con il sindaco, che ringraziamo, Marcello Bano, per la sua disponibilità in questo giorno di quasi festa. Ma per noi non è mai festa, siamo qua a lavorare sempre. Quindi Allora, sindaco, parliamo di questa iniziativa che aveva promesso ai suoi cittadini in campagna elettorale, che è riuscito a portare a termine, e cioè quella di garantire a tutte le famiglie di Noventa Padovana una polizza gratuita contro i furti. Tra l'altro purtroppo una piaga che continua anche a Noventa Padovana. E allora, per fortuna i dati sui furti sugli appartamenti sono molto diminuiti, segno evidente che c'è stato un cambio di passo. È vero che noi stiamo pagando in questo momento una banda straniera che non è solo sul territorio di Noventa, ma sta colpendo molte province, che è una banda specializzata in ricambi d'auto e quindi lo smontaggio delle auto, però è un'altra questione, per fortuna. Cioè, quello che noi ci premeva è riuscire a dare una polizza di prima assistenza, di primo aiuto per quei cittadini che subiscono un furto in appartamento, cioè quindi si vedono danneggiati le proprietà. Naturalmente la polizza non copre il valore del furto, però gli diamo una prima assistenza, come per esempio il piantone che rimane là, che non è una cosa da poco, l'assistenza per esempio per andare a prendere le medicine in farmacia, visto che non può abbandonare la casa o fare la spesa, l'assistenza psicologica, il pernottamento nel caso debbano andare in albergo, e anche alcune piccole riparazioni che riguardano gli infissi. Cioè, quindi è un messaggio che l'amministrazione ha deciso di fare, tra l'altro copiando quello che anche altri comuni stanno facendo. Il primo comune è stato quello di Enoch Soranzo. Ho visto che non è stata impugnata, malgrado le minoranze vorrebbero impugnarla. A noi ci sta più a cuore il benessere dei cittadini, l'assistenza dei cittadini, e quindi andiamo avanti. Ecco, sono circa 11.800 gli abitanti di Noventa, questa polizza è gratuita, è un'operazione che costerà quanto al comune? Ma costerà circa 6.400 euro all'anno. La polizza è attiva già dal 31/12 di quest'anno, dalla mezzanotte del 31/12. E l'altra cosa importante, sarà fatta una campagna di
promozione e soprattutto con tutte le indicazioni di quello che copre, di quello che non copre, quale numero fare appena, Dio non voglia, si subisce un furto, e a quel punto là scatta il meccanismo per dare la prima assistenza, come è giusto che sia, insomma, ma è nel solco di quello che dicevamo in campagna elettorale, cioè quindi quello che dicevamo in campagna lo stiamo anche facendo durante l'amministrazione. Ecco, i cittadini in qualche modo la devono attivare questa polizza, sindaco? No, è già attiva. Loro devono chiamare il numero verde qualora ne avessero necessità, e a quel punto parte praticamente l'assistenza a domicilio. Ecco, per quanto riguarda la sicurezza, il vostro comune ha fatto dei passi in avanti in questi ultimi mesi, compreso quello di ampliare i servizi della polizia locale e unirvi ad altri comuni del territorio. Sì, questo è un progetto che stiamo portando avanti con il vice sindaco nonché assessore alla sicurezza Nicola Canistracci, che ringrazio, e sostanzialmente noi stiamo lavorando sul modello della federazione del Campo San Perese. Abbiamo già portato in Consiglio Comunale la convenzione che riguarda Noventa Padovana, Vigo Novo, Saonara e Stra, e quindi il modello di riferimento sarà quello della federazione. Naturalmente adesso stiamo lavorando sulla formazione, sulla strumentazione per ogni vigile e soprattutto sugli orari, facendo una contrattazione sindacale. Però l'obiettivo è da qua ai prossimi 5 anni avere un corpo di polizia unico, e questo è un obiettivo ambizioso, molto faticoso, però l'importante è che le amministrazioni insomma siano d'accordo. Abbiamo già un incontro la settimana prossima con i sindaci proprio da un punto di vista tecnico per procedere in maniera spedita. Ecco, bene, non so se ci sono altre domande da studio, se no da Noventa grazie. Padovana ringrazio il sindaco Marcello Bano e restituisco la linea. Grazie Cragaiani e grazie al sindaco Bano. Noi andiamo velocemente in pubblicità, poi al rientro apriremo la pagina sui Panevin. Il bollettino ARPA dice che rimaniamo in zona arancio e quindi rispettiamo l'ordinanza che avevamo emanato ancora ad ottobre, e purtroppo i Panevin non si potranno ottenere. Niente Panevin in comune di Treviso. In assenza di piogge il bollettino ARPA va confermato il livello arancio di concentrazioni di polveri sottili, e di fronte alla persistente allerta smog Cassugana si è adeguata vietando le combustioni all'aperto, compresi i falò dell'Epifania. È una tradizione che è insita in tutti noi e nei cittadini di Treviso, però purtroppo la situazione ci fa prendere una scelta di responsabilità. Chiaro che è molto difficile, ci sarebbe piaciuto, specialmente dopo gli ultimi 2 anni molto difficili, vedere i falò accesi, però purtroppo la qualità dell'aria in questo momento è pessima e giustamente il sindaco ha deciso di non prendersi questa responsabilità, e io avvallo pienamente la sua scelta. In territorio di Treviso nessuna Proloco o associazione aveva comunque preparato il Panevin quest'anno. Già da prima di Natale i vari gruppi erano stati avvisati del rischio di lavorare invano. Li abbiamo tenuti informati giorno in giorno, anche con telefonate agli organizzatori. Ci saranno le tradizionali feste a cui saremo presenti, però purtroppo non era il momento di fare una scelta diversa. 12 le feste annunciate nei quartieri, la Befana arriverà comunque ma non intorno al fuoco, e con lei pure pinza e vin brûlé. Resta il fatto che in molti comuni della cintura urbana i Panevin bruceranno, e come, con l'avvallo delle amministrazioni comunali. Questa è una scelta che ogni sindaco prende per il suo territorio ed è giusto che venga fatto in piena autonomia. Non siamo stati sicuramente felici di fare questa scelta, però ripeto, è una scelta di grande responsabilità da parte del sindaco. Allora così, siamo tornati in diretta così l'assessore Manera ieri, parlando anche ovviamente per il sindaco, e chiudendo parlando di una scelta di grande responsabilità. Ad Arcade tutto pronto invece per il Panevin più noto della Marca e non solo. C'è il nostro Lucio Zanato che vedo in collegamento. Allora, è una Marca trevigiana dove c'è chi accenderà, c'è chi non accenderà. Come si sta, prima di parlarci della preparazione di Arcade, come si sta discutendo un po' di questi no, anche quello emblematico di Treviso lì ad Arcade? Allora, qui si sta discutendo in maniera, come dire, tranquilla, nel senso che qui ad Arcade hanno deciso di farlo già da tempo. Come vedete alle nostre spalle ci sono i 9,5 metri del Panevin, simbolo che per 2 anni tra l'altro non si è potuto fare causa Covid e quant'altro, e quindi è un ritorno che loro avevano messo in preventivo da subito. Va detto che insieme a Treviso ad esempio c'è Quinto che ha deciso di non fare più il Panevin, poi ci sono altre realtà come Roncade che invece lo farà come dire, con le luci e il laser,
E poi c'è invece la realtà del quartiere del Piave, dove alle 5 di questa sera tutti i diciamo così, tedofori prenderanno la benedizione con delle fiaccole che poi andranno a accendere, pensate, oltre una trentina di panevini in tutto il quartiere del Piave. Noi questa sera seguiremo quello di Soligo, che è un panevin simbolo. Però noi siamo qui ad Arcade perché è questo il simbolo, diciamo, della Marca Trevigiana, da sempre è il panevin della Marca Trevigiana. Siamo con Domenico Presti e siamo invece anche con Rolando Migotto. Domenico Presti, ex sindaco, ora assessore alla sicurezza, Rolando Migotto, capogruppo degli alpini di Arcade. Assessore, voi avete deciso di farlo perché innanzitutto volete ricordare una persona, quindi qui c'è proprio il cuore dentro. Beh, noi vogliamo ricordare due persone, in particolare ovviamente comunque per noi che è ancora in mezzo a noi Fabio Gazzabin, il nostro sindaco, che sicuramente questo sarebbe stato il suo primo panevin e quindi per noi è come fosse con noi questa sera. E Nino Ceconato, che per anni ha diretto come capogruppo questa tradizione favolosa, i cui testimoni poi è stato raccolto da Rolando Migotto. Bisogna dire che per mettere in scena questo spettacolo, se uno venisse qua da San Stefano in poi, sono centinaia e centinaia di ore di lavoro, di volontari, di gente che viene qui e lavora gratuitamente per la comunità, per dare a tutti la possibilità e la gioia di assistere a questo meraviglioso spettacolo, questa festa di popolo praticamente, perché non è diretta solo agli arcadesi, ma arriva gente non solo dal Veneto ma anche da fuori dal Veneto. E poi abbiamo la testimonianza di un alpino favoloso che arriva addirittura da Los Angeles per mettere appunto in piedi la pira. Ecco, però va detto questo, tutto bene, però come la mettiamo con lo smog? Beh, io devo dire che ogni anno, io ne ho fatti 10 panevin e tutti gli anni va in scena questa pantomima che io trovo ridicola, perché imputare il PM10 alla sera del panevin, quindi alla tradizione, che è il male assoluto per la salute, per la gente, io lo trovo un'ipocrisia assoluta. Mi pare che il PM10 nei 2 anni precedenti i panevin non sono tenuti, hanno sempre sforato. Credo che oggi il panevin ancora non è acceso, quindi il PM10 è altissimo. Noi siamo in una realtà diversa, siamo in campagna, quindi per noi l'area nostra di sicuro la salubrità è di gran lunga migliore rispetto alla città. Ecco Nicola, sia il capogruppo sia l'assessore ti possono sentire, quindi se hai delle domande. No, volevo capire appunto questo, come si stava discutendo per la questione smog e mi pare che l'assessore Presti abbia chiaramente fatto intendere, insomma non è il problema del panevin, però ad esempio Legambiente ieri diceva non è forse questo il problema, ma potrebbe aggravare una situazione già pessima. Ma io credo che qui questo per noi non accadrà, anche perché sono ormai parecchi anni che questa amministrazione ha deciso di vietare nella maniera più assoluta ai cittadini, perché avevamo alcune borgate qui che ogni anno, di concerto con i panevin del 5 della piazza, a casa loro alcuni accendevano delle pile anche molto piccole, ma accendevano. Quindi questo per noi è stato appunto un segnale per dire ci teniamo chiaramente alla salute della gente, e ogni anno il sindaco mette un'ordinanza e vieta l'accensione di questi fuochi. L'unico fuoco, l'unica tradizione appunto per noi che è fondamentale per gli arcadesi, per gli alpini in particolare, è quello della piazza. Ecco, proprio per gli alpini passiamo con il capogruppo. Capogruppo, un'eredità come dire ricevuta, ma per gli alpini che cos'è il panevin, ma soprattutto quanto è mancato in questi ultimi 2 anni? Beh, diciamo che come in primis la tradizione che conta, continuare a portare avanti le tradizioni come ci hanno insegnato i nostri predecessori, e quindi ci teniamo a continuare a farlo in tutti gli effetti. Se ci sono delle cose che veramente disturbano, però noi, come ha detto anche l'assessore Presti, siamo in campagna, siamo un po' fuori dall'iter del cittadino, quindi pensiamo di poterlo fare. È il nostro sostentamento del gruppo Alpini, però in primis la tradizione. In primis la tradizione perché una volta attorno al fuoco, il simbolo di questo fuoco è bruciare l'anno vecchio e far luce all'anno nuovo. Tra l'altro ci sono le parole attorno al fuoco oggi pomeriggio. Oggi pomeriggio alle 15 c'è la premiazione del premio letterario Parole attorno al fuoco, sì, che siamo arrivati alla 28ª edizione,
è ritornato in chiesa perché ogni tanto lo andiamo itinerante quando ci sono degli eventi nella sezione di Treviso, insomma. Ecco, raccontiamo che cosa è Parole Attorno al Fuoco per chi non è alpino o non lo conosce come evento. Parole Attorno al Fuoco è sul tema della montagna, è un concorso letterario praticamente nazionale e parla dei problemi di oggi e di ieri, il titolo è questo, e i problemi della montagna che oggi sono molto all'ordine del giorno perché vengono spopolate le montagne, e quindi Parole Attorno al Fuoco si riferisce appunto alle chiacchiere che vengono anche attorno al pane e vino, insomma, quando ci si ritrova tra le famiglie, tra amici e conoscenti. Ecco, a proposito di sicurezza, di pericoli e quant'altro, assessore, lei, assessore della sicurezza, si è preso una bella responsabilità. Anche quest'anno abbiamo visto cartelli e quant'altro, insomma, Arcade si è proprio vocata per questo tipo di evento. Beh, diciamo che la sicurezza in primis va in capo al sindaco, in questo momento qua, appunto al vice sindaco reggente, comunque, perché firma la commissione per il pubblico spettacolo. E noi possiamo dire che la nostra pira è in assoluta sicurezza, perché la posizione dove si trova attualmente la pira, sotto c'è un palo che è in acciaio ed è fissato e ancorato al suolo, quindi questo garantisce che la legna nella maniera più assoluta non potrà cadere né da una parte né dall'altra. Voglio ricordare che a pochissimi metri c'è sempre stata e ci sarà questa sera un'autobotte dei vigili del fuoco prontissima in pochissimi secondi a intervenire per eventualmente spegnere fiamme se dovesse appunto accadere che c'è pericolo. Se c'è vento ovviamente gli alpini sanno che non si potrà accendere, ma ad ogni pane e vin che abbiamo fatto abbiamo curato nei dettagli questo tipo di problematica. Poi ci sono un sacco di volontari che dobbiamo ringraziare, in primis ci sono gli alpini che sono loro gli artefici principali, poi abbiamo 12 circa volontari dell'ANC, sono i carabinieri in congedo, abbiamo gli uomini delle forze di polizia locale e i carabinieri, quindi abbiamo un sistema di sicurezza, abbiamo uno sbarramento anche quest'anno da parte degli alpini, delle strade con dei mezzi per evitare che qualche malintenzionato possa raggiungere la piazza. Insomma, giusto per capire, quando decidete di fare un pane e vin, quanta gente si muove? Beh, gli alpini sono penso, 200 persone almeno, sì, sicuramente 200 persone, o 300 sono gli alpini per la costruzione. Ecco, Nicola, questo ti dà il senso del fatto che quando tu muovi 200 persone è un po' difficile poi bloccare una macchina. Certo, soprattutto ecco, sei stato chiarissimo, sì, soprattutto quando appunto una macchina organizzativa si è già messa in moto da tempo, anche lo ricordava l'assessore Presti, con un omaggio particolare quest'anno soprattutto. Sei stato chiarissimo, ringrazio i tuoi ospiti. Allora poi ricordiamo che stasera nel telegiornale di Treviso vedremo il Panevin che sarà già acceso a Soligo, ma seguiremo anche Arcade poi e lo racconteremo poi nel telegiornale di domani. Grazie a Lucio Zanato nel tuo viaggio tra i Panevin, grazie all'assessore Presti e grazie al rappresentante degli alpini. Grazie. Vi aspettiamo questa sera, numerosi. Benissimo. Allora, restiamo in tema Panevin, però andiamo a Padova, o meglio, restiamo in tema Epifania, però andiamo a Padova. In Prato della Valle, lo abbiamo ricordato, senza la tradizionale pira. Padova ha scelto come Treviso di non allestire la pira, però non mancherà una befana speciale per far direvettire i grandi e i piccini. Sarà spettacolare, con una grande befana comunque ricostruita nella sede di Prato della Valle, con giocolieri, trampolieri, con animazione e soprattutto con tantissime calze che distribuiremo ai bambini. Befana ecologica, l'insegna della sostenibilità, niente pire in Prato della Valle. L'amministrazione comunale, presentando le iniziative natalizie, aveva annunciato che non ci sarebbe stato il tradizionale falò e viste le condizioni dell'aria, l'ennesimo semaforo rosso, la scelta è stata confermata. Non mancherà però lo spettacolo e il divertimento per grandi e piccini in Prato della Valle. Infatti arriverà una befana marionetta alta 7 metri in grado di muovere braccia e faccia e interagire con i bambini, e poi giocolieri, trampolieri e oltre 4.000 calze piene di dolciumi che verranno distribuite a partire dalle 3 di domani pomeriggio. La befana è stata interamente realizzata con materiali di recupero. Ai bambini gli artisti che la animeranno fanno una richiesta particolare.
Chiediamo ai bambini di portare un pezzo di stoffa che andrà a comporre una grande sciarpa, perché la nostra idea è che questa anziana signora molto gentile e che dona le calze abbia un po' freddo, per cui l'idea è di aiutarla grazie all'intervento anche dei vigili del fuoco con una grande sciarpa composta di tanti pezzettini, un po' una rivisitazione anche della tradizione del San Martino in cui si dona qualcosa. Non mancheranno nemmeno i vigili del fuoco che, a parte i 2 anni di stop imposti dalla pandemia, hanno sempre partecipato alla realizzazione della festa dell'Epifania. Quest'anno in Prato della Valle ci saranno anche loro, con i loro mezzi, pronti ad aiutare e giocare con la Befana. Per cause, come dicevo prima, di forza maggiore, che per un inquinamento e per dare anche un messaggio ecologista, la Befana verrà fatta in un altro format, però sarà sicuramente uno spettacolo apprezzato da tutti i bambini che sono i nostri fans più grandi. Chiudiamo la pagina su Befana, Epifania e Panevin, restiamo però a Padova con la cronaca giudiziaria. C'è un'indagine della procura su Monsignor Babolin. Il prete esorcista è accusato di aver sottratto 300.000 euro a un'amica di 90 anni. È indagato per appropriazione indebita Monsignor Sante Babolino, 86enne sacerdote, noto a Padova per essere stato l'esorcista ufficiale della diocesi. L'anziano prete è accusato di aver sottratto ormai quasi 2 anni fa 300.000 euro dal conto corrente di una novantenne sua vicina di casa, ma da tempo ospitata in una struttura per anziani a Rubano. Denaro che la procura ha sequestrato qualche giorno prima di Natale. L'ammanco dal conto corrente è stato scoperto dall'amministratore di sostegno dell'anziana signora, che, avendo il dubbio che la sua assistita sia stata danneggiata, ha fatto un esposto in procura. Ora si dovrà chiarire che deleghe avesse il sacerdote all'epoca dello spostamento di denaro dal conto corrente della signora al suo e se fosse capace di intendere di volere, visto che poco dopo il trasferimento dei soldi anche a lui è stato assegnato un amministratore di sostegno. Monsignor Sante Babolin è sacerdote dal 1962 e nel 1998 era stato nominato cardinale. Ieri pomeriggio l'emozione, il dolore, il ricordo. Parliamo dei funerali di Mariangela Sarto, uccisa una settimana fa nella sua abitazione a San Martino di Lupari. In centinaia in Duomo. Nell'omelia il parroco ha ricordato il valore, la grande fede della maestra elementare in pensione. Il nipote, in una lettera all'inizio della celebrazione, ha scritto e ha detto: non eri buona, non meritavi di finire così. Rivediamo. È il grande Duomo consacrato a San Martino, il santo della generosa carità, ad accogliere nella tarda mattinata il feretro di Mariangela Sarto, una bara semplice coperta da un letto di rose arancioni, entrato in una chiesa avvolta nel silenzio, lontana dai riflettori di giornalisti e fotografi. Circa 300 i presenti, in prima fila la figlia Chiara e il genero, il volto coperto dalla mascherina, le autorità cittadine con il sindaco Nivo Fior. Sono 2 lettere scritte dai nipoti Nicola e Valentina, elette da una parrocchiana, a iniziare la celebrazione. Così Nicola. La tua morte purtroppo è un'enorme ingiustizia, perché nel tentativo di aiutare quella tua figlia hai perso la vita e mai ti saresti meritata una fine del genere, specialmente cercando di aiutare il prossimo e di curare quella tua figlia che amavi moltissimo. Però sai, nonna, tutto questo ti rende onore, perché io, per tutta la vita, sarò fiero di avere avuto una nonna che, a costo di aiutare il prossimo, avrebbe dato tutta se stessa. Promette che si prenderà cura di nonno Giorgio, ancora in ospedale per le ferite ricevute nelle ore in cui la moglie trovava la morte, probabilmente per mano della figlia diletta Nicola. Valentina, l'altra nipote, ricorda l'amore per i fiori della nonna, le sue passeggiate con lei. Eri una donna colta, mi hai trasmesso l'amore per la scrittura, ti vorrò sempre bene. Sono le letture scelte per la messa a farci capire la profondità di questa donna. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. Risuona nel Vangelo di Giovanni. Don Livio Buso, parroco di San Martino, ricorda la fede di Maria Angela e i suoi 52 anni di fedeltà al marito Giorgio, l'amore per le figlie Chiara e Diletta. Diletta in carcere perché accusata dell'omicidio della mamma, nella messa viene ricordata solo con una preghiera. È una gelida nebbia ad accogliere l'uscita del feretro di Mariangela Sarto sul sagrato per l'ultima benedizione scandita dal suono delle campane.
La comunità si stringe infine attorno a questa famiglia così provata con un timido applauso. Sempre di più i reati che si commettono via internet, dagli attacchi informatici a banche e aziende alle minacce, sempre troppe purtroppo e tante negli ultimi 2 anni soprattutto, e poi la piaga della pedopornografia. E la Polizia Postale del Veneto che traccia il bilancio del 2022. 89 casi di pedopornografia con 14 arresti e 77 denunciati sono tra i numeri più significativi dell'attività nel 2022 del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Polizia Postale del Veneto. In un anno in cui gli agenti di via Cappelletto a Mestre hanno effettuato anche 3 operazioni sotto copertura. Nell'ambito dell'adescamento di minori sono state identificate 14 vittime di reati attinenti alla sfera sessuale, in prevalenza sulla fascia 10-13 anni. Nel variegato campo delle minacce via web sono stati trattati 102 casi, con 22 denunciati e 13 perquisizioni. Nel corso del 2022 gli agenti hanno trattato anche 1221 episodi di attacchi informatici a privati ed aziende, con 15 soggetti denunciati. Sono stati infine 949 gli episodi riconducibili a truffe di varia natura. Tra esse spiccano quelle del trading online e delle truffe sentimentali, con 102 persone indagate. All'appello non mancano però nemmeno le frodi, come le rapine, il furto di corrispondenza e gli attacchi agli sportelli ATM degli uffici postali. Particolare attenzione è stata posta anche nei riguardi dei fenomeni eversivi e terroristici postati in rete, con risultati evidenti e qualitativamente importanti, comunicati poi agli organi investigativi di livello superiore per le successive attività di investigazione. Un aggiornamento sul Covid nel Veneto: il numero di nuovi contagi nelle ultime 24 ore è di 2.249, portando il totale complessivo degli infettati da inizio pandemia a 2.655.725. È salito il numero delle vittime, 15 in più rispetto alla rilevazione precedente, con un totale a quota 16.368. Il bollettino giornaliero della Regione riporta anche una drastica diminuzione degli attuali positivi, che da 49.804 passano fortunatamente a 41.365. In calo, altra buona notizia, l'occupazione dei posti letto in ospedale, almeno per i casi meno gravi. I malati Covid ricoverati in area medica sono 1.576, meno 10 rispetto alla precedente rilevazione. Quelli in terapia intensiva invece sono 74, meno 4. Il Covid prima, l'influenza ora, sono però solo alcune delle cause queste che stanno rendendo difficilmente reperibili molti farmaci tra gli scaffali delle farmacie. Sta diventando una vera e propria emergenza, sentite. Sicuramente l'ondata Covid di questi 2 anni ha creato dei problemi di mancanza di sostanze, e oltretutto mancano anche a volte proprio i contenitori, le scatole, tutte queste cose qua. E sì, mancano dei farmaci anche molto di uso comune. Anche a Padova e in Veneto si fa fatica a reperire alcuni farmaci. A certificarlo Federfarma, l'associazione di categoria dei farmacisti. Mancano antipiretici che contengono paracetamolo o ibuprofene, mancano farmaci usati per l'aerosol e mancano anche gli sciroppi per i bambini. Nelle farmacie si cerca di aiutare i pazienti suggerendo alternative. Cercano di adattarsi e poi noi chiamiamo il medico, magari per prodotti tipo il cortisone, tipo il Clenil, allora chiamiamo il medico, lo informiamo e magari cerca il medico di sostituire con un'altra cosa. Però in effetti stanno mancando parecchi farmaci, anche farmaci, ripeto, più banali. Una soluzione di breve periodo non c'è, ci confermano. Si stanno però cercando di pianificare gli acquisti futuri. Noi speriamo con l'anno nuovo, abbiamo fatto già ordini programmati per vedere che possa arrivare il prodotto. È una situazione abbastanza assurda, perché l'anno 2020 abbiamo restituito scaduti sciroppi che adesso non arrivano, per cui proprio è una situazione veramente assurda. La situazione al momento è peggiore anche rispetto al periodo dei lockdown e proprio da quei momenti parte la scarsità di principi attivi che le aziende riscontrano oggi. Certi prodotti vengono prodotti in India piuttosto che in Cina, per cui di conseguenza le sostanze, principi attivi, di conseguenza c'è proprio stata con il lockdown c'è stata veramente una difficoltà enorme per portarli in Italia. Intanto il Covid resta terreno di scontro, meglio i tamponi rapidi utilizzati dal Veneto nella seconda ondata restano il terreno di scontro della faida senza fine tra Zaia e Crisanti, o se preferite tra Crisanti e Zaia.
Le parole di Zaia non stanno né in cielo né in terra, non corrispondono ai fatti e sono smentite dalle telefonate intercettate che lui ha fatto al DG di Azienda Zero, Toniolo. La polemica è ben lungi dal chiudersi e il primo a non voler lasciare che cada è proprio lui, Andrea Crisanti. Il microbiologo e senatore PD non ci sta e replica la ricostruzione fatta dal governatore sull'uso dei tamponi rapidi antigenici per lo screening in Veneto tra la prima e seconda ondata del Covid. Governatore che ieri a Cortina si era detto dispiaciuto della vicenda, ricordando la stima professionale nei confronti di Crisanti e spiegando così una parte delle intercettazioni. Io sostanzialmente cos'è che dico? Dico al mio dirigente, scusa, è da un po', vi faccio una sintesi, perdonatemi, è da un po' che va avanti sta solfa di dire che noi abbiamo denunciato il professor Crisanti. Non è vero. E più lo diciamo e più monta la polemica, più tengono in piedi sta roba. Al punto tale che il Senato accademico si interroga, giustamente dice, cioè come, se denunciano un accademico. E poi scopro che nel momento in cui, dico, visto che la tengono in piedi non ci credono, attendiamoli alla fine, no? Perché poi vanno allo schianto quelli che sostengono questo, no? Perché non è vero che li abbiamo denunciati. I miei cos'è che fanno? Senza confrontarsi, in faccia di ma non hai sentito l'avvocato? Fanno 2 righe e dicono al Senato accademico no, non è vero niente, non abbiamo... E lì puff, la polemica sparisce. E io dico, mi sono preso settimane di polemiche, insulti, pedinamenti, nessun pedinamenti, che ti fermano da tutte le parti per dire ma lei ha denunciato. Allora, noi non abbiamo denunciato nessuno. Dalle intercettazioni, continua Crisanti, si evidenzia chiaramente che per mesi ho rappresentato un problema e che finalmente Zaia aveva l'opportunità per schiantarmi. Trovo incredibile che in un paese democratico un presidente di regione utilizzi soldi pubblici ed eserciti tutte le leve del potere per attaccare un semplice cittadino che osa criticare la regione. Secondo Crisanti, in un paese civile Zaia non starebbe ancora lì. L'utilizzo dei tamponi rapidi per lo screening è stato sbagliato. Il PD rincara la dose. È grave che ci sia un'interferenza così grande tra il potere politico e la scienza e che la politica voglia battere la scienza e che magari con forme che ora non si capiscono bene si voglia delegittimare una persona che svolge il proprio lavoro. Al contrattacco invece dalla Lega l'assessore regionale Roberto Marcato. Il senatore Crisanti dice parla oggi da politico che appartiene a un partito dell'opposizione in Regione Veneto e a livello nazionale. Crisanti continua la polemica per consolidare la propria fortuna politica. È facile, conclude, ragionare a oltre 2 anni di distanza elargendo consigli e reprimende. Oggi troviamo innumerevoli persone che ci dicono cosa avrebbero fatto per combattere il Covid nei giorni duri. Ma tutte le opinioni vanno contestualizzate in quel preciso periodo storico in cui Zaia si è trovato spesso da solo e con enormi responsabilità a dover decidere. Lasciamo la polemica Zaia Crisanti, ma c'è un'altra polemica, un dibattito aperto da tantissimo tempo e torniamo nel veneziano, lo spopolamento di Venezia. Ma lo spopolamento di Venezia non riguarda soltanto Venezia, centro storico, la laguna. Negli ultimi 20 anni infatti hanno lasciato Mestre circa 30.000 persone, ma a differenza della laguna gli abitanti dell'entroterra veneziano sono stati sostituiti da cittadini stranieri. Il dato. I posti di lavoro che erano creati dalle grandi industrie di Porto Marghera si sono annullati. Che prezzo ha pagato il Comune di Venezia al pesante ridimensionamento della sua zona industriale? Dal 2002 al 2021, ad esempio, circa 30.000 mestrini hanno lasciato Mestre, un esodo impressionante, persino superiore a quello di Venezia, in un comune che tra laguna e terraferma è recentemente sceso complessivamente al di sotto della popolazione registrata quasi un secolo fa, poco dopo la fusione di Venezia, Murano, Burano, Pellestrina e Marghera, con Mestre, Favaro, Chirignago e Zelarino. Lo spopolamento di Mestre si nota di meno perché i mestrini sono stati sostituiti da cittadini stranieri. Al 2021, secondo l'anagrafe, circa 34.000. Ma perché dall'estero ci si trasferisce in una città che perde abitanti? E si dividono in 2, filoni, quelli che lavorano ai cantieri navali e quelli che lavorano invece nella grande industria del turismo che è a Venezia. E quindi non è di certo l'industria del turismo, non è di certo un'industria che sia che dia delle prospettive stabili, di stabilità per queste famiglie, e non solo per gli stranieri ma anche per i nostri ragazzi che preferiscono andare fuori.
territori. Maria Laura Faccini è presidente del Comitato Progetto Comune, una realtà molto attiva a Mestre. Alla vigilia delle ultime elezioni amministrative, per esempio, aveva redatto un dossier di decine di pagine raccolto sotto il titolo di Proposte per una stagione di cambiamento, sviluppato attraverso un'intensa attività di ascolto delle varie categorie che compongono il territorio. L'anno scorso invece un sondaggio su un campione di 1125 residenti riguardo la città che vorrebbero. Per una giovane coppia a Mestre, al di là del turismo e della pubblica amministrazione, le possibilità occupazionali sono risicate, dice, così come l'acquisto di una casa. Quanto riguarda la casa, anche a Mestre, in terraferma, ma soprattutto in centro a Mestre, il costo degli appartamenti è veramente improponibile, perché sono 4.000 euro al metro quadro e ci sono dei palazzi che stanno sorgendo molto belli, però fuori mercato per la maggior parte delle persone. Lavoro ce n'è veramente poco e quello che invece su cui bisognerebbe lavorare è proprio creare delle possibilità di lavoro per i giovani affinché possano restare qui, non solo per farsi una famiglia, ma anche per godere di questa città che si sta trasformando e che ha tutte le potenzialità per diventare quello che è la terza città del Veneto. Intanto a Venezia crea malumori e polemiche la politica di messa in vendita del patrimonio demaniale della città. In nome di quella che si definisce valorizzazione, l'Agenzia del Demanio sta continuando una politica di vendita degli immobili di sua proprietà, rinunciando ad ogni forma di investimento lungimirante. È durissimo il commento di Giovanni Andrea Martini di Tutta la città insieme, secondo il quale le responsabilità dello Stato italiano su Venezia sono enormi. Cosa succede delle isole che vengono messe a bando? Diventano regolarmente resort degli alberghi e i veneziani ne sono totalmente esclusi. È questo il futuro per questa nostra città? Venezia conta già centinaia di alberghi, hotel, resort, affittacamere, bed and breakfast, affittanze turistiche. È possibile, si chiede Martini, che non possa esserci altro? Uno dei beni messi all'asta è l'ex convento di San Salvador, la sede del Future Center Telecom. Che ne sarà di quel compendio? Possibile che non si possa trovare una destinazione diversa da quella turistica? Potrebbe essere un centro direzionale, potrebbe ospitare enti importanti, istituzioni internazionali. Secondo Martini, quello attuale è un modo perverso di gestire un patrimonio immenso che dimostra una totale mancanza di visione, di coraggio nell'esplorare alternative e di sostanziale sottomissione alla logica del monetizzo subito, e al domani ci penserà chi resta. In tutto questo l'amministrazione comunale sembra orientata, come sempre, a trovare ottimi investitori per quel che riguarda il settore turistico alberghiero. Ci si può chiedere di Venezia cosa resterà domani di questa città? Sarà davvero una città ancora vissuta e vera? Allora adesso pochissimi istanti di pubblicità, poi torneremo a parlare anche di commercio e ovviamente anche del primo giorno di saldi per capire un po' come sta andando. Allora, poche informazioni importanti però sul meteo di questi giorni, poi la pubblicità e poi torniamo in diretta. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Bentrovati al meteo. Alta pressione con tempo buono e clima a dire il vero ben poco invernale. Il dettaglio di giovedì 5 gennaio. Sul Veneto la giornata trascorrerà con un cielo prevalentemente coperto e spesso nebbioso sia in pianura che sulle valli alpine e prealpine. Non si escludono tuttavia delle schiarite. La scarsa ventilazione inoltre favorirà l'accumulo di inquinanti e smog negli strati più bassi dell'atmosfera. Temperature stazionarie minime tra lo 0 e i 7 gradi, massime invece comprese tra 8 e 11 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui cielo in prevalenza coperto con foschie su pianura e costa. Sulla fascia orientale è possibile anche qualche piovasco, sulle zone montane maggiori parentesi soleggiate. Temperature minime tra 6 e 8 gradi, massime sugli 8-10 all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà in genere maggiormente soleggiato con locali nubi basse e qualche velatura.
Temperature minime intorno ai 5 gradi, massime sui 12 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. La pandemia non è finita, le materie prime costano, i rincari dell'energia voi vedete che sono forti, c'è una speculazione in atto, non so come, non so chi, però c'è un'inflazione al 12%. Ci sono gli italiani che sono più poveri. È una disamina che non fa sconti, quella di Paolo Doglioni, presidente di Confcommercio Belluno. Bene la ripresa seguita dall'euforia, ma valutiamo il momento perché non ci sono soldi da spendere, afferma Doglioni, che parla di una crescita del territorio veneto in generale, terra di turismo e della montagna, che deve andare di pari passo con la formazione. Non possiamo più pensare di fare quello che abbiamo fatto fino a poco tempo fa. Dobbiamo cercare l'eccellenza. Pronti e preparati dobbiamo farci trovare per le prossime Olimpiadi con offerte che il mondo si aspetta da noi. Non possiamo essere mediocri e quindi tutto il Veneto, la provincia di Belluno in maniera particolare per queste, deve essere il massimo dell'offerta, sia nel commercio sia nel turismo. Un comparto che nelle terre alte sta soffrendo a causa di una moltitudine di fattori che ruotano attorno alla denatalità e allo spopolamento. Le zone alte hanno bisogno di servizi. Ecco che i negozi sono indispensabili nelle zone alte, perché senza negozi, senza dei punti di riferimento, non vive quel paese. Doglioni guarda ai finanziamenti messi in campo dai vicini trentini a favore del commercio, che pur in zone disagiate rappresenta un altissimo valore sociale, oltre che un servizio indispensabile. Avendo viabilità, che non abbiamo, speriamo con le Olimpiadi, avendo servizi, vivere in queste zone vuol dire vivere bene. Allora, ci sono pochi soldi da spendere e in tutto questo iniziano oggi i saldi invernali sui quali gli esercenti ripongono molte speranze. Come al solito le denunce dell'Associazione dei Consumatori è che di fatto, anche se mascherati, i saldi sono già iniziati da un paio di mesi, ma di fatto oggi è il primo giorno. Allora cerchiamo di capire un po', di tastare il polso della situazione dei consumatori, di chi oggi si è messo in moto, diciamo, tra i negozi per capire se spendere o meno e quanto spendere. Lo facciamo da Mestre con la nostra Ilaria Marchiori, che vedo collegata. Buongiorno Ilaria. Buongiorno allo studio, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo qui in centro a Mestre. Come vedete la piazza Ferretto è popolatissima, ci sono i bambini che stanno pattinando sulla pista da ghiaccio, ma con tutta probabilità c'è anche questo movimento, perché proprio da oggi iniziano i saldi di fine stagione qui in Veneto, nella nostra regione, e che continueranno fino al 28 febbraio. Ma proviamo subito ad iniziare a cercare qualcuno per vedere se hanno già effettuato i loro primi acquisti o se hanno intenzione di effettuarli. Ecco, con l'aiuto della telecamera di Sandro Ponchio andiamo subito a vedere se ci sono delle persone che hanno già effettuato i loro primi acquisti. È doveroso però dire che effettivamente con il Black Friday, l'ultimo Black Friday che c'è stato, si era stato detto, l'avevano detto le associazioni di categoria soprattutto, che gli acquisti con i saldi invernali sarebbero stati con tutta probabilità più difficoltosi, o comunque sarebbero stati di meno, e questo lo appureremo anche ascoltando varie persone qui in centro a Mestre. Andiamo subito a vedere se riusciamo a trovare qualcuno che ha già qualche sacchetto ed ha già fatto qualche primo acquisto con i saldi invernali.
Innanzitutto vi voglio anche dire che vediamo fuori alcuni negozi che ci sono anche i mariti, i compagni che stanno probabilmente aspettando che le mogli vengano fuori. Sulle vetrine si vedono già le scritte saldi, come vedete qui ad esempio in questo negozio 5 per 10 euro, ancora un meno 50% fino al meno 50%, insomma vediamo chi adesso riusciremo a trovare. Nel frattempo, mentre cerchiamo qualcuno, voglio dire che secondo un sondaggio di Confcommercio Veneto Union Camere, ben 2 veneti su 3 considerano un'ottima occasione gli acquisti con i saldi, soprattutto per comprare beni utili o di prima necessità, oppure anche quei prodotti che difficilmente acquisterebbero prima, soprattutto nelle fasce d'età più alte. Ma andiamo a vedere qui dove c'è questo flusso di persone. Ecco qui, abbiamo già una signora che sta entrando, niente, è entrata nel negozio. Vediamo se questa signora che cosa ci può dire. Signora, solo una domanda, ha intenzione di fare acquisti con i saldi? Ne ha già fatti? No, adesso incomincio veramente. Su che cosa ha intenzione di puntare? Su qualche pantalone e qualche paio di scarpe. Quindi abbigliamento? Sì, esatto. Si aspetta di trovare convenienza? Speriamo. Buoni acquisti, grazie signora. Arrivederci. Ecco, avete sentito, questa signora non ha ancora fatto i suoi primi acquisti, ma ha intenzione di effettuarli. Vediamo se questa signora, niente, non ci vuole concedere l'intervista. Vediamo se andando avanti riusciamo a trovare qualcun altro che ha già fatto qualche acquisto. Come avete sentito, la signora di poco fa ha intenzione di puntare sull'abbigliamento, vuole qualche pantalone e anche scarpe, perché effettivamente sono in molte le persone, anche secondo i primi sondaggi, che hanno intenzione di acquistare abbigliamento e calzature. Ecco qui, vediamo un signore con una borsetta. Signore, buongiorno. Niente, abbiamo un signore che è un turista, quindi sicuramente forse lui lo saprà che ci sono i saldi, ma non è detto che sia così. Come vedete, le immagini di Sandro Ponchio ci stanno facendo vedere tutte le vetrine con le scritte saldi fino al meno 50%. Vediamo se... Ecco, signora, buongiorno, scusi. Niente, non ci voglio... Questa mattina sono tutti intenzionati a correre. Vediamo qui che c'è un ragazzo. Buongiorno, signora. Vediamo che ha una busta. Solo una domanda veloce. Ha già fatto acquisti coi saldi? Sì. Possiamo chiederle cosa ha preso? Un paio di scarpe per la mia ragazza. Ha trovato... Ah, quindi un regalo, neanche una cosa per lei? Un regalo, sì, si pensa sempre agli altri in questo periodo. Un regalo per la Befana? Sì, che è la mia Befana, la mia ragazza. Ha trovato convenienza? Sì, assolutamente sì. Ma le aveva già addocchiate prima oppure è venuto direttamente così a scatola chiusa? Un po' che seguivo il prodotto e quindi ho trovato la convenienza nel momento giusto. Benissimo, grazie mille. Ecco, avete sentito allora, questo ragazzo ad esempio aveva già addocchiato il prodotto, è tornato e ha trovato convenienza. Allora, ecco, avete sentito, c'è chi ci risponde, chi invece è più restio, come succede sempre, ma anche questo è il bello della diretta, ricevere anche dei no. Per concludere, vi volevo dire che in testa alla lista dei desideri, tra le occasioni, ci sono appunto abbigliamento e calzature per il 91% dei veneti, e a distanza seguono casalinghi, elettrodomestici. Più in generale, guardando al futuro, però metà degli intervistati, sempre secondo questo sondaggio di Confcommercio Veneto e Union Camere Veneto, dichiara di avere i soldi necessari per far fronte ai bisogni primari e per poter occasionalmente affrontare spese non essenziali, ma è allarme per il 6,8% che ha dichiarato invece di non avere il necessario nemmeno per far fronte ai bisogni primari, cibo, vestiario, riscaldamento, e che fanno emergere un rischio di allargamento della povertà, perché ovviamente lo sappiamo, quest'anno è iniziato con l'aumento della benzina, ci sono le bollette, ci sono i mutui che stanno comunque andando alle stelle, per cui la situazione è anche questa. Quindi vedremo come andranno queste prime giornate, ci saranno poi dei numeri che verranno forniti dalle associazioni di categoria.
categorie. Per il momento però qui da Mestre è tutto, questa è la sintesi della mattinata con acquisti saldi. Se non ci sono altre domande restituisco la linea allo studio. Grazie, grazie a Ilaria Marchiori e anche a Sandro Ponchio che ti ha seguito in questo giro in piazza Ferretto a Mestre. Ovviamente questa sera vedremo anche il bilancio, insomma, della prima giornata in tutte le altre province. Per esempio vi dico già che a Treviso, vedremo stasera il servizio, ogni trevigiano secondo le proiezioni di Confcommercio spenderà in media dai 110 ai 220 euro a testa. Nei centri storici della Marca è previsto il tutto esaurito. Quest'anno saranno i prodotti fashion, gli accessori, si attende il boom per l'avvio della stagione delle settimane bianche. Ottimista Guido Pomini, presidente di Federmoda, che dice dicembre ha riportato trend in crescita, dimostrazione che il clima di fiducia non è solo percepito ma ha realmente riconquistato i consumatori nonostante gli scenari incerti. Ovviamente pesa l'inflazione, pesa il caro bollette, pesa il ritorno ovviamente delle accise per il carburante che abbiamo raccontato in questi giorni, ma insomma c'è la consueta speranza, insomma, degli esercenti per questi saldi. Cambiamo argomento, ci stiamo avvicinando progressivamente alla parte politica della nostra prima edizione e parleremo ampiamente di varie tematiche a partire dall'autonomia. Prima però ha a che fare in qualche modo con la politica, c'è un incalzare del governo da parte dell'ex deputato Racchella. Siamo a Bassano, c'è una questione da tempo in sospeso, quella del Tempio Ossario di Bassano. Il Tempio Ossario di Bassano del Grappa ha bisogno di un restauro e ne ha bisogno da un pezzo. I soldi ci sono, la volontà c'è, o almeno c'era. Già perché con il cambio di governo il territorio ha perso un collegamento molto importante con il Parlamento. L'onorevole Germano Racchella infatti si è speso tantissimo durante la sua attività da parlamentare per l'Ossario bassanese e non solo. A più di 3 mesi dal voto che ha portato alla nascita del governo di Giorgia Meloni, però, nessuno ha raccolto i fili del lavoro di Racchella per portarlo avanti. Ad oggi non ho ricevuto nessuna telefonata, nessuna richiesta di informazioni o materiale. Io sono sempre a disposizione. Anche perché le idee ci sono. Eccone una su tutte che potrebbe partire già domattina. Adotta un milite, dunque fare una lista di tutti i comuni in cui nel Tempio Ossario di Bassano del Grappa riposava un proprio concittadino e magari, che ne so, un'offerta di 500 euro per comune ci permetteva di raccogliere una buona parte di fondi che, assieme a quelli della struttura di missione e quelli della regione, e lo ricordo, la struttura di missione, cioè 9 milioni di euro, la regione dovevano essere 4 milioni, ma 2 milioni sono già stati spesi, più quello che si raccoglieva potevamo portare a termine la ristrutturazione dell'ossario. Tra le richieste che si fanno al governo, tra le attese per questo governo c'è anche il ritorno della elezione diretta e la riforma delle province, attesa ovviamente dai presidenti delle province. È uno dei temi lanciati dal presidente della provincia di Belluno Padrin, che ha fatto un po' il punto della situazione su quello che attende la provincia bellunese per questo 2023. Non c'è ovviamente soltanto la riforma delle province, ma anche ovviamente l'attesa per le Olimpiadi 2026, la necessità di riqualificare la montagna per ripopolare la montagna. Sentiamo. Non è un libro dei sogni, ma la puntuale rassegna di obiettivi che Palazzo Piloni vuole centrare entro il 2023. Non da solo, ma con la mia preziosa squadra di consiglieri delegati, sottolinea il presidente Roberto Padrin, che dei propositi per il nuovo anno parla con rinnovato ottimismo, a partire dal riordino delle province. Questo è uno dei progetti che ormai mi pare stia passando al vaglio sia del governo e quindi a breve anche del Parlamento, un ritorno di una revisione della legge del Rio con nuove competenze, nuove funzioni date alle province, quindi anche risorse, e anche il ritorno all'elettività diretta da parte dei cittadini. Un percorso che ha senso soprattutto se si vuole ridare dignità e un ruolo agli enti che con legge del 2014 sono diventati di secondo livello. Poi l'autonomia, un percorso che segue di pari passo quello avviato dalla Regione Veneto con referendum simultaneo il 22 ottobre del 2017. Ci sono maggiori aperture rispetto al passato, dice Padrin, e forse qualcosa in senso positivo
potrebbe muoversi. Nell'attesa, Palazzo Piloni guarda alle questioni pratiche: gestione delle strade, rifiuti, nuovo contratto del trasporto pubblico locale, progettazione di edilizia scolastica con la fase istruttoria del progetto di recupero dell'ex Fantuzzi. Stiamo definendo quello che è l'accordo di permuta dello stabile. Noi abbiamo in proprietà la prefettura e la questura, che dovremo cedere all'Agenzia del Demanio, ma soprattutto la partita più importante è trovare quei circa 20 milioni di euro per realizzare l'opera e soprattutto per realizzare appunto il nuovo edificio scolastico Galilei. Infine la viabilità e le opere olimpiche. Per le prime c'è attesa per la posa del primo mattone per le varianti di Valle, Tai e San Vito, mentre entro l'anno dovrebbe essere appaltata quella di Longarone. Sulle Olimpiadi, in occasione delle prossime giornate di Coppa del Mondo, ci sarà un confronto per definire un piano di promozione. Per la pista da bob, afferma Padrin, siamo al limite, ma i tempi ci sono. Siamo ormai alla fase finale di appalto dell'opera, di chiusura dell'iter autorizzativo, e quindi il 2023 dovrà segnare l'inizio dei lavori per poter realizzare questa pista entro la data del 2025. Allora così, Padrin, nel frattempo ci ha raggiunto già il primo ospite che ringrazio e saluto in studio, Giampaolo Vallardi della Lega, buongiorno. Buongiorno a tutti. Ex senatore, è inutile che ve lo presento, ma per i pochi che non lo conoscessero, ex senatore, a lungo presidente della Commissione Agricoltura in Senato, insomma, con anche importanti risultati raggiunti. Allora, fra poco ci raggiunge anche Giovanni Zorzi, il segretario provinciale del Partito Democratico, e avremo poi in collegamento il coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, senatore Luca De Carlo. Allora, prima però di aprire la pagina politica, un momento un po' di leggerezza per rivedere gli auguri alla centenaria professoressa di uno storico cantautore come Lucio Dalla, che ieri appunto ha compiuto gli anni. Cara Artes, oggi lei raggiunge l'invidiabile e importante traguardo dei 100 anni. In questa occasione speciale mi consenta di farle pervenire questo piccolo omaggio che, unitamente ai migliori auguri di un felice e sereno compleanno, le porgo a nome mio personale della civica amministrazione che rappresento. Una festa in famiglia per i 100 anni di Artes Monticelli Rasponi, una delle colonne storiche del Collegio Pio X. Ha insegnato anche durante la guerra dal 1940 e poi fino al 1982, forgiando anche allievi illustri nel mondo dello spettacolo. Tra questi, dovreste ricordarlo perché ce l'avete voi nei vostri filmati storici, Lucio Dalla ha fatto un'intervista fuori del Pio X. Una volta che c'è stata la cena di classe degli ex allievi, lui è stato qui alle medie, chiaramente mandato in punizione dal papà da Bologna, e lui ha detto ai vostri microfoni: se non ci fosse stata la Rasponi sarei ancora qui a imparare la matematica. Si erano rivisti nel 2005, la professoressa e il cantautore, quando Dalla, scomparso 7 anni dopo, era tornato al Pio X per ritirare un premio e incontrare gli allievi. Artes ci aveva raccontato la sua passione per l'armonica, che suonava nelle ore della ricreazione. Dalla invece si era prodigato in consigli per i ragazzi. Che siano curiosi, come ho detto, e che si divertino, perché la vita è un grande regalo del cielo e la dobbiamo spendere bene. Al Pio X Dalla aveva frequentato le medie dal 54 al 57. Non era bravissimo, infatti, per essere mandato in punizione dal papà alle medie a Treviso in collegio, e dormiva all'ultimo piano, quindi 2 anni, quindi non era proprio una cima, già alle medie. Musica come andava a scuola? In musica non aveva rivali. E se non ci sarà più gente come me, voglio morire in piazza grande, tra i gatti che non ha padrone come me, attorno a me. Oggi la Rasponi, come tutti amano chiamarla, ha ricevuto anche la visita di qualcuno dei suoi allievi, fino alla festa finale con i nipoti e bisnipoti. Allora ci ha raggiunto anche Giovanni Zorzi, l'avevamo anticipato. Buongiorno Zorzi. Buongiorno a voi, grazie. Allora chiedo cenno alla regia, Andrea Basso e Simone Merlo, che ringrazio in studio. Fatemi capire quando poi si collega anche il senatore Luca De Carlo. Allora partiamo con la politica, abbiamo visto un po' di leggerezza. Vi piace Lucio Dalla?
Sì, Piazza Grande, abbiamo appena sentito, tanta roba, come si suol dire. Lucio Dalla? Sì, assolutamente, un grande cantautore. Ma sapevate che era stato alle medie a Treviso al Pio X negli anni 50? Sì, era stato... Bella scoperta. Era stato negli anni 50 a Treviso. Allora, la politica e partiamo, lo chiedo alla regia, con l'autonomia. Ieri a Trento le parole di Salvini che incalza entro la fine dell'anno, insomma anche una risposta agli esponenti politici del Sud. Sappiamo però che all'interno della maggioranza insomma si è riacutizzata un po' la tensione sulla questione autonomia, poi vorrei sentire anche il senatore De Carlo. Ora sentiamo Salvini ieri e poi cominciamo da qui. Ma innanzitutto per Trento e Bolzano non cambia assolutamente nulla, nel senso che nessuno tocca o toglie nulla, quindi a scanso di equivoci. Ci sono tutti gli altri che quando vogliono in maniera modulare possono applicare quanto la Costituzione prevede. È curioso che alcune preoccupazioni arrivino da coloro che difendono la Costituzione 364 giorni all'anno e poi quando qualcuno prova ad applicare quanto previsto in Costituzione eccepiscono. È un'autonomia migliorativa che dà la possibilità a chi vuole gestire su un territorio un certo servizio spendendo di meno e rendendo servizi migliori di poterlo fare. Poi puoi scegliere di partire da una competenza, 2 competenze, 5 competenze o 18 competenze. Al lavoro c'è una persona assolutamente seria, competente, affidabile, credibile, che penso abbia incontrato più governatori in questi 2 mesi di quanto alcuni predecessori nell'arco di anni, e quindi è in buone mani. Il 2023 sarà l'anno per ascoltare, per stabilire i livelli essenziali di prestazioni, perché nessuno venga lasciato indietro, e penso che i vantaggi maggiori potranno essere per i cittadini del centro e del sud, perché gli amministratori del centro e del sud non avranno più alibi se non saranno in grado di fornire alcuni servizi, perché se la sanità in alcune regioni italiane è messa come messa, evidentemente è perché la gestione centrale non ha funzionato, e laddove regionale c'erano sempre alibi, o non è colpa mia, è colpa sua, è colpa della sfortuna, è colpa di Salvini, è colpa di Roma, è colpa di Trento, è colpa di Bolzano. E quindi penso che il 2023 sarà l'anno della modernità, dell'efficienza, sia sulle opere pubbliche che sulla riforma della giustizia, che sulla riforma fiscale, che sulla riforma istituzionale, come è previsto da Costituzione. Quindi un'autonomia migliorativa. Ho sentito Roberto Calderoli ieri, che era reduce da un incontro con gli enti locali in Regione Calabria, con soddisfazione da parte sua e da parte di tutti. Allora, così Salvini ieri. Nel frattempo saluto e ringrazio perché si è collegato anche il senatore Luca De Carlo. Buongiorno De Carlo. Buongiorno. Tutto questo mentre, dice Racconta Repubblica, più di 50 sindaci del Sud in queste ore, autonomia, scrivono a Mattarella dicendo fermi il disegno di Calderoli, pronti ad autodenunciarci, sono prima i cittadini di destra, sinistra, civici e 5 Stelle che fanno fronte comune e si appellano al capo dello Stato. Scrivono al Quirinale su carte intestate ai loro municipi per invocare la riduzione dei divari nel Paese. Questo accade in queste ore. Allora, vorrei partire proprio da qui. Vallardi, si è ritornati un po' a parlare di visioni un po' diverse nella maggioranza di governo non tanto sull'obiettivo quanto sulla scadenza probabilmente. Poi vorrò sentire ovviamente anche De Carlo. Lei da ex parlamentare conosce bene insomma le dinamiche di Roma, del governo, e poi da senatore insomma ha seguito in questi anni il percorso tortuoso che c'è stato, è il caso di dire, per l'autonomia. Cosa dice? Innanzitutto saluto Luca De Carlo e prima cosa credo che l'autonomia, ormai è inutile ricordarla, i veneti l'hanno chiesta tutti, una maggioranza penso bulgara, come si suol dire, quasi il 100% dei veneti vogliono l'autonomia. Io parto da una certezza, da una sicurezza, quello che è il programma di governo, dove tutti quanti hanno sottoscritto, tutti i partiti della maggioranza hanno detto che l'autonomia è una colonna portante del programma di governo. Abbiamo un ministro che la sta seguendo, che è il ministro Calderoli, che sta lavorando molto bene, e penso che il suo passato sia una garanzia, uno dei più grandi costituzionalisti che abbiamo, l'abbiamo sempre dimostrato.
Chiaro che un dibattito interno ci sta, perché se fosse facile l'avremmo già fatta, però oggi credo ci siano tutte le condizioni per poterla portare a compimento. È anche naturale che da parte di alcuni territori del centro-sud ci siano delle preoccupazioni, ma che sono secondo me preoccupazioni dettate da una non profonda conoscenza di che cos'è l'autonomia. Autonomia che è stata ben spiegata prima dalle parole del segretario Salvini, del ministro Salvini, dove diceva che autonomia è efficienza, autonomia è attaccamento al proprio territorio, e io credo che quei sindaci del Sud, nel momento in cui capiranno queste ragioni, abbiano anche loro tutta la convenienza a portare a casa l'autonomia. Si tratta solo di farla capire e della volontà di volerla raggiungere, ma la volontà di volerla raggiungere questo governo l'ha già espressa. Un dibattito interno alla maggioranza su affinare quelli che sono i dettagli penso che sia fisiologico, sia naturale, però se è stato detto dal ministro Salvini che entro il 2013 riusciremo a raggiungerla, sentendo anche quello che dice il ministro Calderoli, io sono sicuramente ottimista. Assieme a tutti i veneti stiamo aspettando i risultati di questo governo. Allora De Carlo, ci aiuta a capire se esiste davvero questa tensione nella maggioranza, oppure se sono come al solito boutade, oppure davvero ci sono visioni forse diverse non tanto sull'obiettivo autonomia quanto sulla modalità dell'autonomia. E secondo lei perché questa paura dei primi cittadini del Sud? Beh, intanto i miei colleghi primi cittadini del Sud dovrebbero avere paura dello status quo. Perché non è che fino ad oggi le cose per i nostri colleghi sindaci del Sud o per quelli del Nord siano andati benissimo. Quindi qui c'è una proposta per migliorare l'efficienza dello Stato, non per migliorare l'efficienza di una parte solo dello Stato. Questo va compreso. Chiaro che in questo discorso entrano tante dinamiche, insomma, tante strumentalizzazioni. Io credo che se oggi i giorni dall'autonomia sono 1901, come vedo giustamente comparire sullo schermo, non è che si possa pensare o poter far credere a qualche elettore che sia la colpa del governo del centrodestra che si è insediato meno di 2 mesi fa o 2 mesi fa. Cerchiamo di essere un po' realisti. Dopodiché io non vedo tensioni, anzi io sono in questa fase un fan del ministro Calderoli, e lo spiego perché. Perché Calderoli sta facendo il suo dovere, cioè sta accelerando e sta portando al tavolo la sua proposta per metterla a disposizione di tutti per fare la valutazione se quella sia la proposta condivisa e dove si possa migliorare. È partito da un fatto, e cioè che va fatta un'analisi profonda della spesa storica per capire laddove si è speso di più e dove si è speso peggio, e credo che questa sia la prima cosa da fare quando si fa una qualsiasi riforma. Si guarda lo status quo, si studia, dopodiché io non noto nessuna tensione. Mi dispiace per i gufi, perché magari vorrebbero che ci fossero problemi tra la Lega, Fratelli d'Italia o Forza Italia. Purtroppo non daremo ai gufi nemmeno questa grande soddisfazione. Semmai vedo qualche tensione tra le altre forze politiche, tra i sindaci delle loro forze politiche al sud e quelli del nord, perché da una parte vedo uomini delusi, profondamente convinti dell'autonomia, ma delusi da 1901 giorni, tanti dei quali quasi tutti al governo, senza aver portato a casa un risultato, anzi zero, e dall'altra parte invece sindaci del sud o amministratori del sud che magari, non avendo potuto valutare nessuna bozza, perché in 1901 giorni nessuno ha portato una bozza di autonomia da vagliare, è chiaro che quelli sono un po' in agitazione. Ma siccome l'autonomia, così come il federalismo, non vanno annunciate per slogan, ma vanno fatti e praticati, io sono convinto, e l'ho sempre detto, che in questa legislatura questo governo coeso di centrodestra porterà a casa entrambi, il federalismo ed anche l'autonomia, dimostrando così che non è un'autonomia contro qualcuno, ma è un'autonomia per efficientare questo Stato. Purtroppo poi capisco che c'è qualcun altro che ha bisogno di raccontare una storia diversa, perché altrimenti già il consenso è in caduta libera. Pensate se poi non si inventano Stefandoni e dove vanno a finire, tutta qua.
Zorzi, qual è la sua lettura della situazione adesso? Davvero, come dice De Carlo, solo un gufare? C'è qualcosa di diverso secondo lei? Ma io ricordo che se si parla di autonomia differenziata è perché c'è stata una riforma costituzionale in chiave federalista che è stata approvata e voluta dal centro-sinistra nel 2001, innanzitutto. Quindi se noi stiamo parlando di autonomia differenziata è perché c'è stato qualcuno che ha modificato la Costituzione e quel qualcuno è stato un governo di centro-sinistra. Ahia, povera Costituzione. Dopodiché non so se è il senatore De Carlo che... Credo che no, ero io, scusa il fuori onda, ma ero qua che dicevo povera Costituzione, questa presa a brandelli, tutti che la cambiano, non si può cambiare, non si deve cambiare, ma come? L'ha cambiata solo loro. Allora la cambiamo o non la cambiamo? No, così, diciamo, senatore, una riforma c'è riuscita nel 2001, quella appunto che ha introdotto l'articolo 116. Un'altra riforma invece non c'è riuscita nel 2016 ed è quella che poi su cui magari ci torneremo, visto che immagino che si parlerà anche di presidenzialismo. Detto questo, torno alla riforma, all'autonomia differenziata, quindi noi parliamo di autonomia differenziata perché c'è stata una riforma della Costituzione. Ricordo anche che il governo allora Gentiloni aveva avviato subito dopo i 2 referendum in Lombardia e in Veneto e il pronunciamento della regione Emilia-Romagna già tutte le procedure per le preintese con le 3 regioni. Poi è successo qualcosa che si può tranquillamente definire come un cambio di scenario politico, nel senso che subito dopo è intervenuto il governo giallo-verde che ha di fatto bloccato i 1901 giorni. Non è che siano semplicemente da additare a una melina del centro-sinistra. C'è stato quel passaggio lì, un governo di giallo-verde, populista, che non ha ottenuto nulla su questo fronte. Siamo intervenuti col governo Conte bis noi con la legge quadro del ministro Boccia, che è stata poi ripresa dalla ministra Gelmini. Ecco, e vengo direttamente a quelle che sono le condizioni che riteniamo essenziali per poter procedere in maniera spedita su una riforma comunque necessaria, non solo perché lo chiedono i veneti in forza del referendum del 2017, ma perché in questo momento serve un ammodernamento dello Stato in chiave federalista, bisogna riavvicinare il governo ai cittadini e al tempo stesso responsabilizzare le dimensioni locali. Ecco, noi chiediamo chiaramente che si proceda su questa strada, cioè quella di una legge quadro, cioè di un intervento, di un dibattito che avvenga in Parlamento, che è il luogo in cui c'è espressione dell'interesse nazionale, che ci sia la definizione dei livelli essenziali di prestazione, ma è quello previsto dalla Costituzione all'articolo 117, da lì si passa a definire i fabbisogni standard e poi le funzioni e le risorse da attribuire alle regioni. Chiediamo anche che vengano esclusi dal tavolo quelli che non c'entrano di fatto nulla con questo processo di autonomia, cioè la dinamica del residuo fiscale, perché non è quello che rientra nel tema dell'autonomia, e poi quello che riteniamo essenziale è che nel dibattito su quelle che sono le materie e le funzioni da conferire alle regioni ci siano delle materie che debbano essere escluse se vogliamo continuare a dare una coesione sociale e anche culturale a questo Paese, primo fra tutti la scuola, anche perché obiettivamente credo che ad esempio le regioni ne avrebbero da perdere ad aver attribuito una funzione come quella della scuola. Queste sono le condizioni che mettiamo noi. Sul tema di quelli che sono i sindaci, i presidenti di regione che in questo momento stanno scalpitando, io capisco le remore, capisco chiaramente le perplessità. Detto questo, il Partito Democratico su questa piattaforma è assolutamente compatto e siamo quindi a favore di vedere le carte e di poter andare avanti su questa strada. Quindi insomma su questo concordate, insomma è come dire ai sindaci del Sud, è una preoccupazione eccessiva quella già il fatto di togliere il residuo fiscale secondo me è un elemento che rassicurerebbe molto gli amministratori del Sud, per esempio. Ecco, e poi c'è questo doppio binario, no? Che da mesi ormai viene portato avanti, perché il PD è stato chiaro sull'autonomia, le sette materie lo ricordava anche lei, mentre dall'altra parte c'è la necessità di tenere fermo il punto sulle 23 materie, no? Come quelle chieste poi nel referendum. Da una parte c'è, come dire, il PD dice noi siamo realisti, siamo concreti, dall'altra invece c'è una bandiera che viene sventolata più volte. Il PD dice, o chi è d'accordo con le 7 materie, dice meglio 7 materie ora che 23 mai. Voi cosa dite? Ma io credo che sarebbe il caso,
Sono d'accordo con De Carlo, ma non perché siamo entrambi del centrodestra, ma questa è un'occasione irripetibile. Siamo al governo, è un governo che sembra funzionare, anzi sono convinto che sta funzionando, ne abbiamo visto la recente prova dell'approvazione della finanziaria e o le portiamo a casa 23 adesso, se no la vedo difficile che riusciamo a portarla a casa. Quello che dice è qualcosa, intanto portiamo a casa, iniziamo con 2 o 3 materie, ma dobbiamo capire anche quali, perché la delega alle sagre non interessa nulla a nessuno. Non dobbiamo assolutamente, al di là della battuta, al di là dell'ironia, io credo che dobbiamo portare a casa quello che è un nostro diritto, quello che è già previsto anche dalla Costituzione, che però bisogna attuare. Io tornerei invece, se possibile, sul ragionamento che facevamo prima sui sindaci del Sud, che è un po' un corso e ricorso storico dei sindaci del Sud, perché non appena si vede, l'avevamo avuto anche nella legislatura precedente, quando si parlava di autonomia, subito i sindaci del Sud iniziano le preoccupazioni. Abbiamo visto anche Schifani, il governatore della Sicilia, che era preoccupato fino a un mese fa del fatto che l'autonomia iniziasse a funzionare. Però io credo che i sindaci del Sud, penso solo alla sanità del Sud, peggio di così non può andare. Quindi la loro preoccupazione è che le cose vadano peggio. Io credo che assolutamente non possono esserci. Io inviterei i sindaci del Sud a venire al nord, dove le amministrazioni autonomiste che governano questi territori, il governatore del Veneto, il governatore della Lombardia, anche il governatore del Piemonte, anche l'Emilia Romagna, dove abbiamo Bonaccini che si è sempre espresso, nonostante il PD, si è sempre espresso a favore dell'autonomia, hanno portato delle amministrazioni efficienti, efficaci ed anche economica, la famosa regola delle tre. E quindi io credo che quei sindaci, più che preoccuparsi, dovrebbero preoccuparsi di conoscere, no? Più che preoccuparsi che l'autonomia non funziona. E in questa direzione io credo che dobbiamo continuare a lavorare. Poi se portarne a casa 23 o 7, io le porterei a casa tutte quante, fin da subito, e proverei ad attuarle. Io mi concentrerei su quello. Che poi questo governo poi alla fine trovi una situazione di compromesso, ne porti a casa 2, 3, 4, 5, 6 o 7, secondo me non ne veniamo fuori, perché poi inizia il dibattito su quali dare e lì secondo me non ne veniamo fuori, perché è una situazione difficile. Fino ad oggi ci siamo sempre scontrati se farlo o non farlo, se poi iniziamo a capire anche quali sono le deleghe che dobbiamo dare, o tutte o niente, secondo me. Questo è il mio punto di vista. De Carlo? No, allora 2 cose. Intanto, la prima è che il referendum non parlava di 1, 2, 10, 100.000, non l'ha scritto Pirandello, l'ha scritto, era molto più semplice: siete favorevoli a maggiori forme di autonomia, e quindi su questo era abbastanza aperto, perché sapeva benissimo. Quindi lei dice non c'erano numeri? No, ma sa perché non c'erano numeri? Perché i veneti sono stati molto pragmatici come al solito ed intelligenti, perché sanno benissimo che ci sono cose che sa fare meglio lo Stato, cose che sa fare meglio fanno fare meglio i sindaci. Abbiamo dimostrato con reddito di Cosa sa cittadinanza. fare meglio lo Stato, secondo lei? Beh, insomma, la politica energetica di una nazione, o la difesa, o qualche dubbio che riesca a farla meglio una regione. Perché magari il Veneto potrebbe dire: noi siamo bravi perché abbiamo... La difesa non è nelle deleghe. Puntiamo sulle DRA, ma ci sono regioni che magari da sole, oggettivamente, sotto il profilo energetico, non starebbero in piedi. Per cui i veneti, che sono molto più realisti del re, lo sanno benissimo e hanno detto: facciamolo per maggiori forme di autonomia che è previsto dalla Costituzione, e poi capiamo, proprio alla luce del grande lavoro che sta facendo Calderoli, laddove riusciamo a averle e laddove è meglio non averle. Questo è il senso del lavoro di Calderoli. È per questo che io sono un fan oggi di Calderoli, perché non ha una visione assolutamente a prioristica o ideologica, è molto pragmatico, d'altronde incarna anche su questo. Mi scusi, sta dicendo che c'è qualcuno invece che ha una visione ideologica? Ma non dico che ci sono visioni, ogni qualvolta c'è un tema, il mio amico Vallardi lo sa benissimo, no? Quando c'è un tema
è normale che in politica si schieri o con i guelfi o con i ghibellini. Tante volte, lo sappiamo bene, la verità sta esattamente nel mezzo e il lavoro della politica dovrebbe essere proprio quello di trovare la sintesi tra le tante anime, oppure tra gli arroccamenti, a volte ideologici, a volte meno, oppure tra le diverse visioni. Questo è quello che sta facendo Calderoli ed è per questo che io lo apprezzo. Non perché sia diventato tutto d'un colpo un democristiano, che non è, ma semplicemente perché ha capito che un tema così delicato, con un riflesso così importante su tutta la nazione, non può essere trattato come un mero slogan, ma va approfondito. Ed è per questo che ha accelerato, ripeto, e cerca di portare sul tavolo, e lo cerca di farlo prima possibile, perché sa che il processo non è un processo oggi per domani. Perché qualcuno si illude che l'autonomia sia facile da ottenere. Non è facile, perché è frutto di tanto lavoro, di tanto studio, e è una revisione dello Stato che deve metterci nelle condizioni di essere più efficienti di prima. E non più efficiente solo qualcuno, ma più efficiente l'intero Stato, altrimenti non serve a nulla nominare ministri, avere ministri e occuparsi dello Stato, se bastano le regioni. E io non sono convinto che sia così, perché vi porto l'esempio di prima. Non riusciremo mai ad essere indipendenti o maggiormente indipendenti se avessimo una visione limitata alle singole regioni sull'energia, ad esempio. E quindi io apprezzo proprio questo atteggiamento, che è un atteggiamento di studio e di proposta, e su questo con me Calderoli avrà sempre il massimo appoggio. Gliel'ho anche detto personalmente quando ci siamo visti non più tardi di 15 giorni fa nel suo ufficio. Gli ho detto esattamente queste cose. Laddove studiamo e cerchiamo di capire, tu sai che avrai Fratelli d'Italia del Veneto sempre al tuo fianco. Beh, adesso voglio sentire Vallardi, perché diceva la difesa non è tra le deleghe, ha detto, ma prima la conosco come una persona senza peli sulla lingua, mi dice qual è l'arroccamento ideologico che non le piace? No, di chi ti dice no, dobbiamo farne 7, no, dobbiamo farne 250, no, dobbiamo fare quelle che servono. E siccome nemmeno io, che insomma un po' addentro e cerco di studiare per cercare di non essere proprio l'ultimo, cioè cerco di capire, e anche con gli strumenti che oggi il Ministro ci metterà a disposizione, cercheremo di capire laddove serve portarli a casa. Spero che l'approccio sia questo, non a prescindere su un numero, ma sulla consapevolezza che quel numero porti poi a un'efficienza dello Stato. Cioè, è un discorso pragmatico, lo capisco, però se una cosa me la prendo e non funziona, sono cornuto e mazziato, nel senso che ho una competenza, non ho le risorse, non sono in grado di svolgerla. Il cittadino medio che sta aspettando 1901 giorni, tra l'altro, scusa, ho sentito ieri in trasmissione qualcuno che sorrideva e diceva non basteranno 2.000, ce ne vogliono 40.000 di un'altra forza politica. Scusa, ma chi c'è stato al governo per 1901 giorni? Pippo, Pluto e Paperino, oppure quella forza politica? Perché sennò qua sembra che diventiamo tutti verginelli nel momento in cui andiamo all'opposizione. In realtà non è così. La verginità è una cosa che ce l'hai una volta, quando l'hai persa devi dirci grazie. Per cui dico, mettiamoci il cuore in pace, che dovremmo lavorare tanto, non sarà una cosa semplice, ma bene fa il Ministro ad accelerare a farlo prima Chiarissimo. possibile. Vallardi, pragmatismo dice... Sì, assolutamente sì, pragmatismo. Condivido sul fatto che acqua passata non macina più, nel senso è inutile che stiamo qua a rimangare ogni volta tutta quanta la storia di questi 1901 giorni, perché bene o male la conosciamo, l'abbiamo vissuta tutti, la conosciamo tutti. Luca De Carlo è un grande fan del ministro Calderoli, io devo essere un grande fan del primo ministro Giorgia Meloni, perché conoscendo un po' le dinamiche parlamentari io credo che sì, il ministro fa il suo lavoro importante, ma io darei un 50% al lavoro di sintesi, ottimo lavoro di sintesi che sta facendo Calderoli, però se ci crede il primo ministro, credo che il Presidente del Consiglio, credo che sia quel valore aggiunto che ci porterà al risultato, quindi io credo negli accordi di governo. Poi il resto diventano tutti quanti dettagli, perché se il governo ci crede fermamente nella sua completezza, e io sono sicuro che questa sia la direzione che stiamo seguendo, l'ottimismo diventa ogni giorno anche più semplice. Insomma, ci crede Tonino Guerra diceva che l'ottimismo era il sale della vita. Esatto. Quindi dice Vallardi, ci creda non soltanto Calderoli, ci creda anche la Meloni, questo è il messaggio. Diciamo. Esatto, sì. Allora, Zorzi, dice De Carlo, insomma il pragmatismo significa né 7 né 23, ma quelle che si devono fare.
Sì, mi piace il modo di porsi del senatore De Carlo che parla a nuora perché suocera intenda. La differenza tra noi e la nostra proposta delle 7 materie e invece la posizione di Luca Zaia è completamente diversa. La nostra è una proposta di 7 materie che nasce da una valutazione di quelle che devono essere le funzioni che la Regione può svolgere al meglio, soprattutto in un momento come quello che stiamo vivendo. Tant'è vero che parlano di lavoro, di formazione professionale, di rischio idrogeologico, ma è una proposta. Diversa è la posizione appunto ideologica di Luca Zaia di sostenere d'amblè le 23 materie, punto e stop, quasi per mettersi in competizione con quelle che sono le altre regioni confinanti a statuto speciale, e da questo punto di vista magari possiamo anche capire, no? Cioè che c'è la necessità in qualche maniera per il Veneto di reggere la sfida di 2 vicini così insomma agguerriti. Però le 23 materie o 7 materie in questo momento sono appunto delle proposte o comunque delle idee, delle sollecitazioni che devono poi trovare riscontro in quello che sarà il lavoro che deve fare il Parlamento. Torno a ripetere, di fronte a una situazione di questo tipo deve essere il Parlamento sovrano, perché è espressione dell'interesse nazionale, deve essere il Parlamento che nella definizione di quelli che sono i livelli essenziali di prestazioni, quelli che sono poi i fabbisogni standard, va a definire le funzioni quindi che possono andare alle varie regioni. Riguardo all'elenco delle materie, le famose 23 materie, ricordiamoci, torno sempre a quella proposta di riforma costituzionale naufragata tragicamente nel 2016, noi volevamo mettere un po' ordine a quell'elenco lì, perché ci sono comunque delle materie che fanno riferimento, e qui ha ragione il senatore De Carlo, fanno riferimento a degli asset strategici per il nostro Paese che non possono essere demandati alle regioni. Si può procedere ad un decentramento, a delle modalità, delle forme di decentramento, di conferimento di una parte di funzioni eccetera, ma materie come appunto gli asset energetici o la gestione di porti, aeroporti e quant'altro sono appunto degli asset che chiamano in causa, dei temi che chiamano in causa direttamente il Paese, quindi da questo punto di vista secondo me bisogna stare molto molto cauti. Ha fatto riferimento al 2016, allora entriamo anche su quell'altro. Sì. Me la sta chiamando, insomma. Allora, l'altro grande fronte è quello del presidenzialismo, insomma, i critici dicono la merce di scambio, eccetera, eccetera. Sappiamo che sono 2 percorsi, lo abbiamo imparato ormai, anche se anche chi non lo sapesse l'ha imparato, che hanno percorsi e tempi diversi, ovviamente. Però, ecco, se sull'autonomia, per quanto con visioni diverse, il fronte tra il PD, insomma, Lega, centrodestra c'è, sul presidenzialismo le cose sono un po' diverse. Allora ripartiamo da qui proprio con Zorzi. Ma in maniera molto semplice. Ricordando che i tempi sono molto lunghi, eccetera, però insomma. Sì, allora un conto è applicare diciamo la Costituzione, e l'autonomia differenziata significa questo, applicare l'articolo 116 della Costituzione, punto. Un altro discorso è modificare in maniera anche abbastanza importante la Costituzione, che, nei termini di modificare quello che è l'ordinamento, il sistema delle istituzioni, il profilo istituzionale del Paese. Noi siamo una Repubblica parlamentare e credo che sia invece dovere quello da parte dell'attuale governo, da parte di tutti gli esponenti politici e istituzioni, lavorare per fare in modo che questa Repubblica parlamentare lavori al meglio. È il Parlamento che va riqualificato, non è il caso di inventarsi nuove forme, un presidente eletto dal popolo, eccetera. Ed era un po' la logica che stava dietro alla riforma appunto costituzionale 2016. Noi volevamo intervenire su quello, sistemare un problema che è legato ai tempi, alla macchinosità del bicameralismo perfetto, creare il Senato come Camera delle Autonomie, lavorare perché il Parlamento potesse appunto tornare a essere il luogo centrale della nostra democrazia, che vuol dire poi far tornare anche i partiti a essere protagonisti della democrazia e quindi riavvicinare anche le persone alla politica. Questo noi lo riteniamo ancora valido. E chiudo sul tema del presidenzialismo perché francamente in questi anni di grande emergenza, di grande difficoltà, il governo si è dimostrato con dei limiti, qualsiasi governo, così come il Parlamento, le leggi elettorali e quant'altro. C'è una cosa che ha funzionato tantissimo in questi anni ed è la Presidenza della Repubblica, che si è dimostrata essere l'unica istituzione, tra l'altro con grande consenso anche e riconoscimento da parte degli italiani, proprio per il suo ruolo di garanzia, per il suo ruolo di stimolo, e ritengo che non sia da cambiare, perché banalmente funziona così com'è. Vallardi.
Il tema del presidenzialismo è un tema che sicuramente è nato in quest'ultimo periodo ed è vivo perché diventa parte degli accordi di governo. Che ci si riesca, lì la vedo un po' più difficile perché effettivamente i passaggi parlamentari saranno complessi, complicati, poi dipende se ritroviamo i 2/3 della maggioranza in Parlamento, e anche questa qui la vedo un passaggio abbastanza duro, abbastanza difficili, quindi qui sono un po' meno ottimista. C'è da capire, da riflettere, perché c'è questa voglia di presidenzialismo, c'è voglia di cambiamento, perché in questi ultimi io direi anche 10, forse anche 20 anni c'è stata una grande sfiducia nei confronti della classe politica italiana, che mi metto in mezzo anch'io, avendo fatto il parlamentare per 10 anni, però abbiamo visto che c'è una sfiducia nei confronti della politica in generale. Concordo con Zorzi invece quando ci dice c'è una grande fiducia nei confronti del Presidente Mattarella, e questo secondo me fa anche auspicare che ci si dia ancora più poteri nei confronti del Presidente della Repubblica, ma soprattutto qualcuno dice vogliono eleggerlo direttamente i cittadini. Questa può essere secondo me anche una soluzione, ma anche no, basterebbe un po' migliorare secondo me il rapporto che c'è tra i partiti, diminuire se possibile anche gli scandali. Anche in questi giorni abbiamo visto quello che sta succedendo al Parlamento europeo. Secondo me se si riacquistasse, e lo devono fare i politici, un po' più di fiducia nei confronti della politica, potremmo anche fare a meno anche del presidenzialismo, perché comunque le forme di libertà, le forme di efficienza che abbiamo avuto in Italia sono sempre state un esempio per tutto il mondo. Non per niente ci chiamano il bel paese, non solo dal punto di vista ambientale e climatico, perché alla fine in Italia forse è uno dei paesi al mondo dove si sta comunque meglio rispetto a quasi tutti gli altri, e quindi io proprio non sono un grande fans del presidenzialismo. Io cambierei piuttosto la legge elettorale, ecco, quella secondo me sarebbe una cosa che bisognerebbe fare fin da subito, ma credo che poi tutti quanti i partiti tendono a salvare se stessi e le forme di elezione, quindi quella la vedo più difficile. Guardi, però se si cambiasse la legge elettorale probabilmente il presidenzialismo non Guardi, io mi servirebbe. ricordo che proprio all'indomani del voto dissi subito ai neoeletti allora cambiamo questa legge elettorale, e dicevo beh, ma ci sono altre priorità, l'energia ovviamente. Però poi quando io auguro ovviamente al governo di stare in carica per tutta la legislatura, ma quando poi si andrà al voto tornerà lo stesso problema, lo stesso problema di prima, e saremo qui ancora a raccontarci perché c'è ancora questa legge elettorale. Quindi anch'io sono un fan di cambiare, ma penso tutti, la legge elettorale, e le ultime elezioni insomma hanno dato anche adito a numerose polemiche anche per questo. De Carlo, inedito asse Zorzi-Vallardi, con un Vallardi che non è un fan del presidenzialismo. Perché non piace il presidenzialismo secondo lei? Faccio una battuta, insomma, li avevamo già visti fino a qualche mese fa Vallardi e il PD insieme, dai, non me ne voglia Giampaolo, naturalmente è assolutamente una battuta. No, beh, insomma, di legge elettorale io posso dire qualcosa, visto che mi hanno cacciato dalla Camera nella legislatura 18 proprio in virtù di questa legge elettorale. Qualcuno al governo sta pensando, in Parlamento sta pensando a qualcosa. Posso essere io un fan, cioè, mamma mia, cioè, ci mancherebbe. Qualcuno al governo sta pensando, beh, sinceramente, adesso, se ci mettessimo a parlare di legge elettorale, per quanto io non la apprezzi e l'ho pagata sulla mia pelle, con i problemi che dobbiamo affrontare adesso dell'economia e della bolletta, credo che la maggior parte delle persone fuori che ci dicono di cambiare la legge elettorale sono quelle che ci dicono ma siete rimbambiti, di cosa vi state occupando, perché questa è la verità. Perché non piace il presidenzialismo? Beh, insomma, intanto faccio un'altra battuta al grande Zorzi. Il PD piace cambiare la Costituzione solo quando la cambia lui e sulle cose che piacciono a lui, quando invece qualcuno pensa di cambiare, dice la Costituzione, con la battuta che ho fatto prima, diventa intoccabile e quindi non si può cambiare. Il PD ha questo problema con i leader, è l'unico partito che si mangia regolarmente il suo leader, è successo con Renzi, è successo con Letta, è successo con Gentiloni, loro sono contro ogni forma di leaderismo, lo sono da sempre, probabilmente atavicamente. A loro non piace la persona, non dico solo al comando, ma la persona che suscita e magari raccoglie a sé parecchio fascino, e quindi questo è un problema. Vedrete che sarà un problema anche per Bonaccini, che oggi, mentre è relegato a fare
eletto in maniera presidenziale, perché di questo stiamo parlando, l'eletto in Emilia-Romagna è eletto in maniera presidenziale. Si troverà a fare il leader del partito, poi a tanti darà fastidio perché, ripeto, il leaderismo non fa parte della cultura di sinistra, ma io su questo non discuto. Semmai discuto quando mi si dice che il Parlamento deve ritornare centrale e le questioni vanno fatte in Parlamento. Beh, insomma, chi ha fatto il record mondiale di ricorsi alla fiducia? Chi ha sostanzialmente distrutto il bicameralismo con un monocameralismo praticamente perfetto? Beh, insomma, mi viene un po' difficile, ecco, che poi veda nel presidenzialismo il pericolo per il Parlamento, altrimenti tutti i parlamenti del mondo dove viene eletto direttamente il Presidente della Repubblica dovrebbero essere in pericolo. Credo che sia molto come si costruisce il processo dell'architettura. Dopodiché, se è una cosa bella come il poter scegliere il Presidente della Repubblica o farlo scendere al popolo a qualcuno non piace, capisco, anche perché l'elezione che ho visto io del Presidente della Repubblica è sembrata a tutti, compreso gli italiani, qualcosa che fosse molto più vicino a un accordo di palazzo che a una realtà di convergenza su un nome. Ecco, perché dopo finiamo di fare un po' così anch'io il santerello, però diciamo le cose come sono. Insomma, abbiamo visto come è stato rieletto Mattarella, è stato rieletto alla fine di un processo, un percorso un po' particolare, che ha visto di nuovo il partito di cui è espressione Mattarella cercare di tenere un garante non solo della Costituzione, ma a volte anche magari delle proprie posizioni, e che quindi di fatto è parso a quelli addetti ai lavori qualcosa di distante dalle loro volontà. Magari Mattarella sarebbe stato eletto comunque, nel senso, se si fosse candidato Mattarella, magari la gran parte degli italiani l'avrebbe anche potuto votare o l'avrebbe votato. Io non lo metto assolutamente in dubbio, però perché non è bello eleggere il sindaco direttamente dai cittadini anziché come era prima dal Consiglio Comunale? Io credo che la stessa cosa possa avere il Presidente della Repubblica, che ripeto è un arbitro. Al di là dell'elezione diretta, se dovesse spiegare a una persona scettica cosa è buono del presidenzialismo, qual è il vantaggio del presidenzialismo? Beh, intanto il vantaggio del presidenzialismo è una forma comunque, anche in un momento in cui stiamo discutendo di autonomia differenziata e quindi della percezione che qualcuno possa avere che l'autonomia è a beneficio solo di qualcuno e non di altri, l'aver scelto il Presidente della Repubblica è il collante comunque dell'unità nazionale, perché lo hanno scelto senza giochi di palazzo direttamente i cittadini. E questo secondo me non è una questione da poco, al di là dei poteri che effettivamente avrà. È un segnale, un simbolo forte, potente, in cui io credo molto, non solo nel presidenzialismo ma nel ruolo che dovrebbe avere, che ha il Presidente della Repubblica, che è quello di collante nazionale. Nel momento in cui c'è una maggiore forma di autonomia per le regioni, credo che non sia un brutto segnale quello di dire agli italiani però c'è un garante, lo votate direttamente voi ed è il Presidente della Repubblica. Una figata pazzesca. Allora, De Carlo, vuole dire qualcosa? Ma io credo che insomma, cambiare la Costituzione sia sempre una cosa che non mi ha affascinato molto, non mi ha mai affascinato per un motivo molto semplice. Dal 46, 47 ad oggi, insomma, ne sono passati di anni, il Paese è diventato quello che è e le cose sono sempre funzionate così bene che andarlo a cambiare, io gli accentramenti di potere non mi sono mai piaciuti più di tanto. No, Giampaolo, non sono affascinato da questo. È il mio modo di pensare. Quindi, Giampaolo, mi stai dicendo che questa nazione funziona bene, allora non dovremmo neanche dar più maggiore. Ho detto che la Costituzione mi piace, che è diverso. Ho detto che la Costituzione mi piace. Non riesce a convincere Vallardi su questo, non c'è trippa. No, vabbè, ma Vallardi è una persona di buon senso, porta le sue ragioni sempre documentandole, quindi non occorre. Con lui è facile anche dialogare, quindi bene che ci siano tante visioni, è per quello che abbiamo bisogno di lavorare tanto su questo tema e di dimostrare con i numeri la bontà o meno di una scelta. È tutta qua, il sale della vita, sta roba qua, se no la politica serve che uno comanda e tutti muti, a me non piace così. Ride Zorzi, non so perché.
No, perché sono simpatico, ha ragione. Assolutamente. Questo sicuramente. No, ma io ho già detto al senatore De Carlo che insomma il suo principale difetto è essere interista, quindi questo è il primo difetto. Detto dopo, potrei anche concordare. Che sì, è vero, ci ha fatto un bel regalo. Ci ha fatto un bel regalo. No, io sì, semplicemente voglio dire che no, non è una... non so come l'abbia definita, se una manovra di palazzo l'elezione presidenziale. L'elezione presidenziale non è una cosa che si riduce nel palazzo, non è mai stato così, è il momento più alto della nostra Repubblica, il Presidente della Repubblica viene eletto a Camere riunite con i delegati poi delle regioni, lì viene eletto non nelle segrete stanze ma da gente che è stata votata, dai senatori, dai deputati, insomma non dobbiamo neanche ridurre il tutto appunto a questo. Sono sempre passaggi molto importanti e la storia d'Italia, della Repubblica Italiana, dimostra anche insomma che si è arrivati ad avere figure eminentissime che ci hanno permesso insomma di dare risalto anche al nostro paese, da Pertini appunto all'ultimo allo stesso Mattarella, insomma, quindi non la liquiderei così. Ripeto, ritengo che comunque con questo torno un po' anche all'obiezione del senatore De Carlo, che mettere mano all'ordinamento sì, l'abbiamo detto, l'avevamo tentato nel 2016, credo che ci sia da adeguare, da perfezionarlo senz'altro. Il presidenzialismo, cioè l'elezione diretta del Presidente della Repubblica, lo riteniamo invece un grosso danno al Paese, perché toglie al Paese una figura di garanzia che non potrebbe essere nel caso venisse eletta direttamente ai cittadini, perché sappiamo benissimo in Francia e negli Stati Uniti il Presidente della Repubblica di fatto diventa parte in causa della dinamica politica, c'è poco da fare, mentre i Presidenti della Repubblica nostri, proprio per il modo in cui vengono eletti e tutto, sono figure di garanzia e di stimolo, e credo che sia anche un elemento di grande prestigio per la nostra Repubblica. Allora, De Carlo, la tengo un secondo in stand-by perché entro su due questioni che riguardano esplicitamente il PD e la Lega, ma resti lì. Allora, no, mi piace farmi gli affari degli altri. Ecco, benissimo. Allora, in qualche modo già accennato lei, no? La leadership, liderismo, Bonaccini, eccetera. Allora, 26 febbraio le primarie per il segretario del PD? È così. Siamo in attesa dell'ufficializzazione, ma sembra che ci sia questo spostamento di data, come ritengo personalmente insomma giusto, visto che inizialmente era prevista per domenica 19 febbraio, cioè esattamente a una settimana dal voto alle regionali in Lazio e in Lombardia, quindi riteniamo insomma... Che percorso vede lei? Ma al momento chiaramente è una fase molto delicata per il nostro partito, la stiamo vivendo come abbiamo vissuto anche in passato, un po' insomma questi passaggi congressuali. Io ritengo, l'ho detto anche pubblicamente, lo ripeto anche qui oggi, insomma, che la figura che ritengo più giusta per guidare il partito, per il suo profilo e per la sua storia, sia Stefano Bonaccini. Ritengo soprattutto della proposta insomma, di Bonaccini 3 elementi validi per la situazione in cui ci troviamo noi, cioè quello di tornare ad essere un partito che cerca di praticare una forte vocazione maggioritaria, quindi una vocazione anche popolare, no? Di poter riuscire in qualche maniera a rioccupare quello spazio di centrosinistra che in questo momento colpevolmente abbiamo in qualche maniera lasciato libero ad altre forze politiche. Il secondo elemento è quello della valorizzazione di un nuovo gruppo dirigente che è necessario in questa fase per poter ridare forza e credibilità al partito, e il terzo elemento è che con Bonaccini si vuole rimettere un po' in ordine le priorità con cui diciamo, orientare anche il nostro impegno sui territori. Bonaccini è chiaro nel dire che questo nostro partito deve tornare a essere il partito che per i cittadini è l'unica forza, la principale forza politica che sostiene la sanità pubblica, la scuola, la rappresentanza dei lavori e non solo del lavoro, e appunto anche una visione moderna di federalismo e di autonomia. Io credo che su queste basi sia una figura molto utile anche per diciamo, un partito in un territorio difficile, articolato, complesso come il nostro, ma ricco di grande potenzialità. Non è tempo di una donna alla guida del PD, secondo lei, visto anche l'exploit di Giorgia Meloni? Ma quello di ribattere alla leadership femminile della destra
cercando in tutti i modi di spingere una leadership femminile a sinistra, credo che non sia l'elemento più favorevole per poter dare anche credibilità a questa leadership. Noi siamo una rincorsa, insomma. Abbiamo assolutamente delle figure femminili validissime in questo nostro partito, insomma abbiamo anche le capigruppo sia alla Camera sia al Senato, sindache, quindi non è un tema, insomma parlo da segretario di un partito, di una provincia che ha visto storicamente la maggior parte dei sindaci essere appunto donne. In provincia di Treviso il centrosinistra ha per lo più espresso sempre storicamente donne, quindi non è abbiamo avuto parlamentari donne, abbiamo oggi una parlamentare donna, insomma non è un tema di genere, è una questione di, ripeto, di profilo, di capacità, di visione. In questo momento ritengo che tra i candidati, che comunque sono tutti candidati di valore, sia Elici Line che Gianni Cooperlo che Paola De Micheli, credo che insomma Stefano Bonaccini sia il candidato che è in grado maggiormente di parlare anche a questi territori e di poter rilanciare l'azione del nostro partito. Restando sul PD, così chiudiamo sul PD. Elezioni amministrative, parliamo di Treviso. Allora, credo che manchino pochi giorni ormai a capire se Giorgio De Nardi sarà davvero il candidato del centro-sinistra. Sì, Giorgio De Nardi sta anche recentemente, è uscito anche pubblicamente con un inizio di proposte sulla viabilità, sulla gestione insomma della città, quindi lui sta entrando nella parte di candidato sindaco. Ma perché non scioglie le riserve ancora? Sta aspettando il terzo polo? No, non è questione di aspettare il terzo polo, è evidente che le porte sono aperte e questo l'ha fatto capire sia De Nardi, l'abbiamo fatto capire anche noi come Partito Democratico, che ci mancherebbe altro, anzi se riusciamo a costruire le condizioni per uno schieramento ampio, è ovvio che siamo assolutamente a favore di questa prospettiva, perché dobbiamo cercare di essere il più competitivi possibili contro un sindaco uscente molto, molto forte come Mario Conte. Come si diceva, scegliere di entrare nella bagarre amministrativa per un capoluogo tra l'altro importante come Treviso non è una scelta che puoi fare su due piedi. Giorgio De Nardi ha anche una sua attività, sta facendo le sue valutazioni, ma credo che insomma, ripeto, non è una questione di tempi ma è una questione di proposte con cui ti vuoi presentare alla città. Giorgio De Nardi ci sta lavorando, io ritengo che anche se ci prendessimo un'altra settimana, 10 giorni, l'importante è poi uscire con delle proposte chiare che possano ottenere il consenso dei trevigiani. Non c'è nessun piano B, quindi? Ma i piani B, piani C, piani D, fino allo Z, insomma fino alla Z l'alfabeto è pieno di lettere con cui costruire i piani. Noi riteniamo che Giorgio De Nardi sia la figura più indicata per poter guidare la coalizione di centrosinistra in questa sfida così difficile e chiaramente siamo con lui anche in questa fase di valutazione. Le fa specie, l'ultima domanda, leggevo oggi sul Gazzettino l'ipotesi di un'eventuale candidatura a sindaco per il terzo polo di Silvano Piazza, che è un nome importante, storico del PD locale? Ma io ho grande stima per Silvano, è stato uno dei sindaci che si è contraddistinto anche per una grande capacità di amministrare la propria comunità, credo che insomma si lea ancora oggi, ha beneficiato molto insomma, della sua attività amministrativa, ha avuto anche il vantaggio di aver in qualche maniera creato le condizioni per questa nuova stagione amministrativa che vede come sindaco Rossella Cendron, quindi insomma lì è espressione di un'esperienza amministrativa molto positiva. Il terzo polo da questo punto di vista è ovvio che è una forza politica nuova che sta cercando di affermarsi diciamo sul crinale tra centrodestra e centrosinistra, quindi così come a livello nazionale ha coinvolto figure, esponenti che vengono da Forza Italia e anche dal Partito Democratico, la stessa cosa succedendo a livello locale, ma io ripeto, più che fare diciamo riflessioni o considerazioni su quello che stanno facendo gli altri, ritengo che sia importante innanzitutto lavorare su quella che è la nostra proposta, poi a ruota chiaramente se anche altre forze politiche ritengono che la nostra proposta sia migliore, io mi auguro possano poi sostenerla. Allora, Lega invece, vediamo questo servizio, Giuseppe Paolin che era in prima edizione un paio di giorni fa, che parla del congresso provinciale a Treviso, insomma ormai imminente. Non cerco l'approvazione come ad esempio per Dussin che ha l'europarlamentare da re
che lo sponsorizza, o Barbisan che ha Stefani, oppure Coin che ha Gobbo. Giuseppe Paolin si toglie qualche sassolino dalla scarpa e segna subito il territorio nei confronti dei suoi avversari diretti. La corsa entra nel vivo e dopo Padova e Verona, con le vittorie dei salviniani e le feroci polemiche annesse nella città del Santo, a Treviso tutti gli occhi sono puntati all'esito forse più atteso tra i congressi provinciali della Lega, quello della Marca previsto tra il 22 e il 29 gennaio. Atteso non solo per la mole dei militanti chiamata a votare, la più alta del Veneto, ma anche per l'inedita corsa a 4 come le anime del carroccio in una provincia spaccata, da Paolin a Luciano Dussin, da Riccardo Barbisan al deputato Dimitri Coin. Io sono l'unico candidato che non ha sponsor, perché io volevo il mio sponsor sono i militanti. Polemiche interne e spaccature a parte, è il ritorno del voto in un carroccio che nell'ultimo anno ha subito i fortissimi venti di tempesta del dissenso interno, spirati anche e soprattutto da Treviso. E fin da subito l'ex deputato Paolin ha messo in chiaro una cosa: basta segretari politici ai vertici del provinciale. Sto incontrando, fino ad oggi sono arrivato a 35 sezioni, incontrare i militanti per sentire da loro cosa serve alla Lega, cosa sono le proposte per il futuro. Chiuso questo giro, questi incontri, formalizzerò quel mio programma che sarà alla base delle richieste che fanno i militanti. Allora, pubblicità, un minuto e poi ripartiamo da qui con Giampaolo Vallardi. Allora, rieccoci in diretta, abbiamo visto Paolin che parlava del congresso, allora data 22-29, ha qualche sentore? Ma da militante non so nulla, ma non ci sono neanche voci, sono solo voci di corridoio, di ufficiale non c'è ancora nulla, io spero che si arrivi 22-29, sono anni che aspettiamo questo congresso e forse i 4 candidati sono anche sintomatici del fatto che ci sono troppe anime, troppe conflittualità che derivano dal fatto che troppi anni di commissariamento. Sono quasi 5 anni e quindi qualche problema è evidente, sta trasparendo non solo all'interno del movimento ma anche sui mass media. E chi vincerà? Questo non lo so, io almeno personalmente da militante voterò chi ha il programma che sostiene le tesi del Nord. In questo momento vedo un partito che è troppo sbilanciato al centro-sud, i temi vecchi, cari vecchi temi del Nord sono un po' lasciati, devo dire anche in disparte, a parte l'autonomia che rimane tema centrale e che per me vale quasi il 90% del programma della Lega, però vedo troppo un sbilanciamento a temi che non ci sono cari, che hanno permesso al partito di nascere, di crescere, di rafforzarsi. Io ero uno di quelli che facevano i banchetti per la Venezia-Monaco, no? E adesso vedere che uno dei temi principali diventa il ponte sullo stretto del Messina, un attimo di disagio da leghista, questo è forte, è sintomatico, ma come me tantissimi, no? Quindi io spero, un bocca al lupo a tutti i 4 candidati di valore, però voterò sicuramente per chi tra questi 4 sostiene con fermezza i temi del Nord. Ha ragione Paolin quando dice alla guida non ci deve essere un segretario politico, insomma deve essere uno che raccoglie davvero l'anima dei militanti, che troppo spesso si dice... Su questo non so cosa significa un tema, tutti facciamo politica, no? Già il fatto che si dibatte significa far politica, quando si parla di temi significa far politica del territorio, e quindi io auspico invece che ci sia un politico che faccia il segretario. L'importante è che sostenga i temi del territorio. L'importante è che non si faccia condizionare dalle chiacchiere, non si faccia condizionare dalle simpatie, cosa che, lo dico ma senza polemica, ma è la realtà, è successo in questi ultimi anni, che ci ha portato inevitabilmente poi a quella perdita di consenso che qualcuno dice è solo nella testa di alcuni, ma invece secondo me è reale. Quei risultati disastrosi che hanno visto un partito che all'europea era al 49,9% e che adesso viaggia a valori, insomma, che abbiamo visto alle recenti elezioni, che sono anche imbarazzanti per un partito come la Lega, che soprattutto in provincia di Treviso era una colonna portante del territorio e che oggi ci vede fortemente in crisi. Quindi
grande compito quello del prossimo segretario, quindi deve essere un segretario che unisce, ma che soprattutto si occupi della politica, a partire dalla politica del territorio, ma è inevitabile, il segretario della Lega trevigiana dovrà occuparsi della provincia di Treviso. Allora, De Carlo, veniamo a lei. Ci vuole dire qualcosa invece su quello che bolle in pentola a Fratelli d'Italia, lei che ha il polso un po' anche regionale? Ma noi non facciamo il congresso ancora. Va tutto bene a Fratelli d'Italia, va tutto bene. Li faremo. Quando? Diciamo che noi è valso come congresso, sono valse le ultime elezioni. In genere i partiti che dimostrano una solida leadership, e parlo di Giorgia Meloni, non di Luca De Carlo naturalmente, ma che fanno risultati, difficilmente si interrogano sull'assetto migliore per raggiungerne altri. È evidente che in questo momento il nostro assetto va bene, però verrà un tempo che anche noi adesso ci siamo concentrati prevalentemente sull'azione di governo naturalmente, però insomma verrà un tempo che anche noi faremo i congressi e a quel punto ci confronteremo sulle idee, le tesi anche localmente in ogni provincia e in ogni regione. Non invidio i miei colleghi perché le fasi, soprattutto per chi le gestisce, fasi dei congressi sono fasi sempre abbastanza problematiche, non perché io sia contro la democrazia, accidenti no, ma semplicemente perché l'organizzazione, così come le eventuali accordi e quant'altro, sono cose impegnative. Credo che adesso noi ci si stia concentrando giustamente su altro, tenendo buone insomma quelli che sono stati i risultati anche in Veneto, sinceramente, delle ultime elezioni. Quindi noi abbiamo preso 32,5%, vuol dire che un Veneto su 3 ha votato Giorgia Meloni. Siamo stati la miglior regione per performance di Fratelli d'Italia. Lo chiedete oggi al coordinatore regionale se gli va bene, ti direi abbastanza, insomma, non posso raccontarmi. Verrebbe da dire peccato che sia troppo presto per le regionali. Ma guardi, la Lega, dal vostro punto di vista, il picco massimo della Lega, giustamente lo citava Giampaolo prima, l'ha raggiunto nelle elezioni europee un anno dopo le elezioni nazionali politiche dove la Lega era in maggioranza. Adesso diciamo il tempo un po' più lungo, sono 3 anni, ma il nostro governo è un governo di legislatura e quindi un governo stabile, quindi noi contiamo di arrivare alle europee prima e alle regionali dopo, forti di un discreto consenso. Lavoriamo su quello. Se pensassimo di arrivare scarsi faremo un altro mestiere, tra virgolette, se questo si può chiamare mestiere e non si può chiamare mestiere. Allora chiudiamo velocemente un ultimo giro, torniamo sul locale. Abbiamo parlato durante la nostra prima edizione, insomma se ne sta parlando in queste ore, i panevin che vengono allestiti in queste ore, però per esempio c'è stata l'emblematica scelta di Treviso città, quindi sindaco Mario Conte che ha detto ci dispiace ma non si possono fare, c'è un'allerta arancio, quindi il tema ambientale che supera in questo caso la tradizione. Da altre parti invece non è così, ma insomma vi chiedo, voi l'avreste dato l'ok a Treviso oppure no? Zorzi? Ma io credo che non sia una questione di panevin del 5 di gennaio, cioè il tema è che Treviso, così come anche tutta la provincia, si trova in una situazione dal punto di vista della qualità dell'aria pericolosa, preoccupante per 365 giorni all'anno, non solo in corrispondenza con il panevin. Poi è chiaro che in questi ultimi giorni la qualità dell'aria in centro Treviso si è ulteriormente peggiorata per via dei riscaldamenti, del traffico eccetera, però io credo che ogni anno noi arriviamo con questo dibattito, no, panevin sì, panevin no, passato il 5 di gennaio, il 6 gennaio ci dimentichiamo e torniamo poi a preoccuparcene sempre in corrispondenza di questo momento. Il tema è che in Veneto, in provincia di Treviso, a Treviso la qualità dell'aria è pessima. O si fa una cosa, un intervento che sia strutturale, oppure non è che limitando i panevin riusciamo a coprirci un po', a pulirci un po' la coscienza. Ecco, questo è un po' l'approccio. Dopodiché segnalo anche che finché si tratta di momenti di aggregazione, come quello di Arcade, immagino, può anche funzionare, insomma, una tradizione storica. Io segnalo anche che molto spesso nelle nostre campagne in questi giorni viene visto come un liberi tutti e quindi il fai da te, diciamo. Con momenti, esatto, quindi un maggiore controllo anche su questo forse sarebbe il caso di fare. Vallardi? So che i sindaci si stanno occupando in maniera coscienziosa, c'è stato un forte dibattito e mi sembra che quelli che verranno fatti questa sera
e io sono favorevole a fare qualche panevin in giro perché è segno di tradizione e cultura, e se perdiamo le radici, se perdiamo la cultura, perdiamo tutto, quindi bene che ci sia qualche panevin simbolico in giro per i vari comuni, 1 o 2 al massimo, però è anche vero che la situazione ambientale non è delle migliori, però chiaro non risolviamo la qualità dell'aria con il panevin del 5 gennaio di questa sera. Dobbiamo continuare con quella coscienza che sta in maniera, secondo me, veramente ottima, sta migliorando sicuramente l'aspetto ambientale di tutte le nostre amministrazioni, e io credo che in questa condizione dobbiamo continuare a lavorare. Il sindaco Conte fa bene perché a Treviso dal punto di vista climatico è chiusa all'interno della città, quindi qualche problema c'è, però bene continuare a farlo, ma soprattutto molto bene condizionare dal punto di vista ambientale tutta l'attività legislativa anche dei sindaci del nostro territorio, dove si sta investendo molto sulle energie alternative, sul biometano, sull'elettricità, sulla viabilità rinnovabile, e quindi in quella direzione dobbiamo continuare a lavorare. Insomma, sono temi che lei ha ben affrontato, insomma, nel corso anche della sua attività parlamentare. De Carlo, chiudo con lei. Ha fatto bene Conte a dire stop, ci dispiace, ma stop ai panevini in città. Lei è anche sindaco, insomma. Si chiama autonomia. E con anche questo questa di scelta. Questa... Le PM10 sono bassissime. Oggi pomeriggio si brucia la vecchia, quindi non il panevin ma brucia la vecchia. Noi siamo anche qua molto più a nord di Vallardi, e quindi non abbiamo queste tradizioni del sud del panevin, ma ne abbiamo tradizioni nordiche di brucia la vecchia. Pino La Parola a Venezia, ogni nome è diverso, ma restiamo sul trevigiano, ma insomma ecco, poi il sindaco decide, insomma, anche rispetto a quelle che sono le situazioni. Bello che il sindaco decide e si assume la responsabilità diretta di quello che fa, ed è questo le maggiori forme di autonomia che qualcuno vuole, tra cui il sottoscritto, e cioè avere la possibilità subito di giudicare le scelte, di sapere chi le ha fatte e eventualmente cambiare chi ha fatto quella scelta che non ci è piaciuta alla tornata elettorale dopo. È bellissimo. Va bene, con la bellezza dell'autonomia ci salutiamo. Ringrazio Giovanni Zorzi, ringrazio Gianpaolo Vallardi, ringrazio anche il senatore De Carlo, e buona Epifania a tutti. Va bene, grazie. Grazie a tutti. Arrivederci. Buona Befana a tutti i Befani e a tutte le Befane. Allora noi ci fermiamo qui, vi ricordo dalle 18:30 come sempre il nostro telegiornale del Veneto, e poi a seguire le altre province. Arrivederci.